e poi non è nemmeno bella. Per Elisa paghi sempre tu e non ti lamenti, per lei ti metti in coda per le spese e il guaio è che non te ne accorgi. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole lei, riesce solo a farti male. Vivere non è più vivere, lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere, senza di lei ti manca l'aria. Senza Elisa non esci neanche a prendere il giornale, con me riesci solo a dire due parole. Ma noi un tempo ci amavamo. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole lei, riesce solo a farti male. Vivere non è più vivere, lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere, senza di lei ti manca l'aria. Giornata impegnativa oggi, 25 novembre, una giornata che inizierà questa mattina in tutta Italia per ricordare queste donne, questi femminicidi che non ci sono più. Perché ho scelto questa canzone? Perché noi ci accorgiamo quando l'uomo finge, quando non dice la verità, quando ci racconta delle storie infinite. Le donne sanno capire, hanno una certa sensibilità. È che manca un anello, che è l'ultimo anello, che è quello di lasciarlo, perché invece diventiamo crocerossine, diamo l'ultima speranza. Avete sentito Giulia, terrorizzata che lui si facesse del male. Pensate, questa creatura bellissima, veramente con una sensibilità che andava oltre, aveva paura di lasciarlo, anche se aveva capito che era un lupo, l'aveva capito, perché lei aveva paura, però pensava che la paura si trasformasse, che lui si facesse del male a se stesso. Pensate Giulia, e quante Giulie hanno pensato a questo. Do l'ultima prova, ecco, l'ultimo passaggio. No, non può essere così, perché l'ultimo passaggio è quello definitivo, o ti massacra o ti uccide. Ne parlerò questa mattina con degli ospiti graditissimi, saranno tanti. Abbiamo in presenza la dottoressa Stefania Bonduan, consigliere nazionale delegata Veneto Gens Nova, che adesso vi spiegherà, ma voi sapete già chi è, perché è già venuta la dottoressa Bonduan in questa trasmissione con questa associazione molto importante. Ecco, parleremo anche di scomparsi, anche ieri in questi giorni
giorni, ragazzi che si allontanano da casa, ragazze, genitori, famiglie disperate. Abbiamo anche collegato da Bari l'avvocato Antonio Maria La Scala, che si occupa proprio di questa associazione, che è il presidente. Buongiorno Stefania e buongiorno anche avvocato Maria La Scala. Buongiorno. Allora avvocato, io partirei proprio da lei, perché abbiamo bisogno di sentir parlare gli uomini. Noi abbiamo già detto, ci siamo già messi in moto, ci siamo rimboccate le maniche, ma noi facciamo di tutto e di più da quando usciamo la mattina, proprio per far capire a quegli uomini che sbagliano, che devono cambiare. Ma adesso siete voi che dovete parlare, siete voi che dovete fermare questi uomini che non riescono a capire il rispetto, la dignità, ecco, il valore della donna. Prego avvocato. Grazie, buongiorno, grazie per questa opportunità che dà l'associazione Gens Nova. Noi siamo 20 anni che anziché parlare cerchiamo di fare fatti. È un'associazione composta da uomini e donne, mentre tutti quanti oggi festeggiano. Io stamattina alle 6:30 ho ricevuto, sono in studio dalle 6, ho ricevuto l'ennesima donna vittima di violenza, che gli ho preparato una querela da proporre, perché ancora una volta gli viene detto, ancora una volta, di aspettare, temporeggiare, poi succede quello che è successo a Giulia e alle tante Giulie che sono morte fino ad oggi. Quindi voglio dire, nessuno più del sottoscritto della mia associazione H24 è impegnato su questo fronte. Ieri pomeriggio, mentre tutti organizzavano i convegni pre-25 novembre, ho ricevuto un'ennesima donna in provincia di Bari, lo stesso, costringe a fare denuncia perché aveva paura di farlo, l'ho accompagnata a fare denuncia alle 18. Quindi voglio dire, più che parole ho sempre fatto fatti nella mia vita, quindi proprio su questo fronte. Il problema lo conosciamo tutti, ieri è entrata in vigore l'ennesima legge, non so se lo sapete, ieri è stata approvata l'ennesima legge su questo fenomeno, che non è una cosa positiva, per un motivo semplice, perché un legislatore che ogni 3 anni decide e capisce che la precedente legge non è servita a nulla è un legislatore pessimo, perché anziché legiferare una volta ma bene, legifera continuamente, creando confusione e, parliamoci chiaro, dando tanta libertà di movimento agli imputati, agli uomini aggressivi, che nella confusione normativa con dei bravi avvocati spesso e volentieri riescono a farla franca. E allora mettiamo questo primo punto fermo, assoluto. Non è la legge che può risolvere questo problema. Le leggi ci sono, il codice rosso da quando l'hanno fatto ha triplicato il numero di violenze. Non è che è colpa del codice rosso, ma allo stesso tempo non è servito a nulla. Tant'è vero che il legislatore da ieri ha fatto già una nuova legge, e per averla approvata ieri significa che da almeno un anno e mezzo ci stanno lavorando. Quindi significa neanche 2 anni dall'entrata in vigore del codice rosso, che è follia. Solo da noi succedono queste cose, solo in questo paese. Il problema è un problema, come diceva lei giustamente, di far cambiare la mentalità agli uomini. Abbiamo 4.000 anni di storia, 4.000 anni di storia in cui la donna è stata letteralmente non maltrattata, distrutta, disintegrata, annientata. Adesso, da una quarantina d'anni, soprattutto da una decina in particolar modo, sta cambiando tanto, ma ancora, voglio dire, abbiamo ancora 4.000 anni da recuperare, non possiamo certo impiegare 4.000 anni per riprenderci, dobbiamo essere un po' più veloci, ma lo dobbiamo fare andando nelle scuole. Dobbiamo educare ragazzi e famiglie. Io non vedo nessun'altra soluzione. Noi fra un anno saremo qui a parlare delle altre 106 donne ammazzate, perché l'anno prossimo a quest'ora ne avremo 103, 104, la stessa cosa, ora ne abbiamo 106. Quindi non cambierà nulla, ogni anno facciamo convegni su convegni, io per primo ne faccio tanti, ci mancherebbe, vanno fatti, è importante parlare, però io vedo che il numero delle vittime non diminuisce, di quelle che conosciamo, perché l'80% delle vittime di violenza non denuncia per ricatto economico, per paura, per sfiducia nelle istituzioni, per una condizione culturale bassissima. Quindi molti non denunciano. Allora, se non si decide una volta per sempre di rendere obbligatoria, sin dalle scuole elementari, 1 ora a settimana, chiamiamola come la vogliamo chiamare, educazione civica, un appendice dell'educazione civica, non lo so come chiamarlo, non sono un insegnante. Quindi voglio dire, spetta alla scuola fare questo, ma dobbiamo obbligare i ragazzi, e almeno una volta al mese i familiari, i genitori devono venire obbligatoriamente, perché devono capire quello che succede, perché i genitori sono purtroppo i principali colpevoli. Per culpa in educando, volendo usare un termine latino giuridico, cioè colpa nell'aver educato male i propri figli, culpa in vigilando per non aver saputo vigilare sulla crescita dei figli,
E terzo, perché devono negare anche l'evidenza. Il genitore deve sempre solo coprire il figlio, non riconoscere davanti a problemi evidenti. Voi avete esordito con la canzone Per Elisa. Beh, noi, io di Genzonova, ma anche, come diceva prima, parlavo di persone scomparse. Io come Stefania facciamo parte anche dell'associazione Penelope, io per 5 anni sono stato anche presidente nazionale. Il nome Elisa è un nome che abbiamo nel cuore, ci ricorda Elisa Claps, una delle prime vittime di femminicidio in Italia, quella povera ragazza che a Potenza è stata mummificata, è rimasta in stato di mummificazione per 18 anni nel soppalco della Chiesa Madre di Potenza. Quella è una prima vittima di femminicidio, voglio dire, quindi un nome a noi... Ha fatto bene a ricordarlo, il primo femminicidio, avvocato. Però, avvocato, la mia preoccupazione, e lo dico quasi tutte le mattine da anni, continuiamo con queste panchine, per carità, tutto rispetto anche, ma è il dopo panchina che manca. Ma io vedo la panchina, ma ho bisogno del dopo panchina, come dice lei. Ma se non mi sento protetta dopo aver visto la panchina, perché ho ancora paura di fare la denuncia, perché ho ancora la famiglia che mi dice aspetta, dai, passerà, guarda che hai dei figli, perché ho un lavoro che non mi permette di essere autonoma, perché ho paura dei vicini che mi giudicano, perché lei è profondo sud, avvocato, ma noi qua siamo profondo nord, guardi che veramente bisogna anche dirlo, non si va da nessuna parte, è il dopo panchina che manca, che è la sicurezza della donna di recarsi in qualsiasi posto di polizia, di carabinieri, per avere giustizia, per sentirsi protetta. Non c'è ancora adesso, e lei ha fatto bene a ricordarlo, nonostante continuano a legiferare nella confusione totale, che questa donna questa mattina esca e dica adesso vado a fare denuncia e mi sento finalmente tranquilla. Non c'è, o sbaglio, avvocato? Poi sentiamo la dottoressa Bonduan. Ha perfettamente ragione. Io sono uno, non mi vedrà mai né con i fiocchetti rosa, né con le sciarpe rosse, né con le scarpe rosse, non accenderò nessuna candela fuori il balcone, non metterò nulla di rosso. Questa è simbologia, diventa, come dire, per carità. Non voglio criticare chi lo fa, ognuno manifesta il dolore, il sentimento come meglio crede, ma io sono totalmente contrario. Anche Genzonova ha adottato una panchina rossa 3 anni fa perché, come dice, bisogna farlo, si deve fare un simbolo, ma non serve assolutamente a nulla, perché quello che è accaduto ad esempio a Giulia accade tutti i giorni. Io nella storia di Giulia vi garantisco che non c'è nulla di diverso da quello che accade sempre. La ragazza che ha paura di lasciare l'uomo, la ragazza che sa che l'uomo è geloso, possessivo, ossessivo, compulsivo e ha paura di farlo perché non si fida. Io stamattina le ho detto alle 6:30 ho ricevuto questa mamma con un figlio maggiorenne per la quale gli ho preparato al computer denuncia fino a 3 minuti fa, prima che iniziassimo il collegamento, per poterla presentare, perché è andata, signora vedrà che domani tutto si aggiusterà. Questa maledetta frase che non vorrei mai più sentire. Quindi dobbiamo, io sono d'accordo perfettamente, i simboli chi li vuol fare li fa, è libero di farli, ci mancherebbe, ma sono proprio contrario a qualunque simbolo perché non serve a nulla. Meno male che trovo uno che mi dà ragione, perché fino adesso mi hanno dato tutti torto, avvocato, dicevano no, servono le panchine, ma come servono? Servono a cosa? Ma perché lo sfruttamento del dolore dà pubblicità, è un business. Lo sfruttamento del dolore è un business a livello pubblicitario, politico, informativo. Ma voi pensate che il fidanzato di Giulia non abbia mai visto una panchina rossa in vita sua o i fiocchetti rossi? Li avrà visti sicuramente, ma capirai che effetto ha prodotto. Non ha prodotto nessun effetto. Si facciano, avvocato, mi scusi, devo accelerare perché purtroppo il tempo vola, ma io ho bisogno di parlare con lei, visto che ho la fortuna di averla ospite questa mattina, grazie alla dottoressa Bonduan. E questo ragazzo che viene preso con il volo di Stato, con un aereo di Stato, per portarlo in Italia. Io ieri ho avuto un'avvocata che ha detto non si è mai sentita una cosa del genere, ma cosa sta succedendo? Lei cosa mi dice, come pensa? Questa è l'ennesima vergogna. La scusa adottata è ragioni di sicurezza, ma in realtà non stavamo parlando di Totò Riina, quindi posso capire che arresti Totò Riina in Germania e lo trasporti con aerei di Stato, ci sta tutto per la pericolosità. Io non capisco perché questo volo, questa questione è costata 4.000 euro circa, per quelle che sono le mie conoscenze, le mie fonti, che non so nulla di un bilancio di Stato, però è un peccato che lo Stato debba anche spendere soldi per questo, quando era sufficiente
per andare una pattuglia che sta ai confini, prelevarlo, perché è giusto che lo preleviamo noi per evitare che possa scappare, ci mancherebbe. Si farà il viaggio in macchina, non è un problema mio, si facesse il viaggio in macchina, si stancasse, si mangiasse un panino, ma dobbiamo dargli anche vitto e alloggio e andarlo a prendere e portare con l'aereo di Stato. È l'ennesima vergogna, ma che in realtà è la dimostrazione che come Stato in Europa, come dico io, una battuta nostra meridionale, contiamo come il 2 di coppe nel gioco della briscola. Tutti si permettono ovviamente di non considerarci. Spendiamo noi soldi per andare a prendere un assassino e poterlo portare anche comodo in aereo, cioè non si può sentire voglia fare convegni e incontri. Finché facciamo questi gesti, che poi alla fine contano i gesti, non le chiacchiere, finché facciamo questi gesti noi siamo lontani anni luce. L'anno prossimo facciamo un'altra trasmissione in questo periodo e vedrà che ho ragione, che saremo sempre allo stato di ieri. Sentiamo anche la dottoressa Stefania Bonduan, oltretutto, oltre a essere consigliere nazionale di questa associazione, è anche un insegnante. Sì. Ecco, perché ci dice la scuola, come dice giustamente anche l'avvocato, ma nella scuola il ragazzo rimane o la ragazza rimane 4-5 ore, poi le altre 18 dove va? Cosa fa? Cosa offre la società per migliorare questa qualità di vita? Sport se ne fa pochissimo, 2 ore al massimo, e per fortuna che ne hanno aggiunta una, oltretutto costa tantissimo. Quali sono? Ecco, per intrigare questi ragazzi. Io sono stata su queste classi e devo dirle, dottoressa Bonduan, che sono rimasta allibita, non sanno cosa sono i pseudo, perciò vuol dire le fragilità, non le conoscono, non riescono neanche a capire di cosa stavo parlando. Il mondo del volontariato, dove veramente ti fa capire i valori, le tue radici, non ci siamo, non li abbiamo. E perché? Perché forse hanno anche paura. Hanno paura perché li abbiamo molto fregati questi ragazzi. Li abbiamo molto e loro messi si sono sotto una chiusi campana a riccio e adesso è difficile aprire quel riccio perché non si fidano. Dov'è che li trovo? Nel mondo degli animali, perché si fidano di più, ma nel mondo del volontariato, 6.000 associazioni e più di volontariato, e mancano i giovani dappertutto. Prego, dottoressa. Allora, sono d'accordo con quello che è stato detto finora e sono ancor più d'accordo quando si chiede il coinvolgimento non solo della scuola ma della famiglia. In realtà a scuola questa l'ora di educazione civica, piuttosto che appunto, chiamiamola come vogliamo, educazione ai sentimenti, educazione al rispetto, c'è già, non è che non ci sia. Verrà introdotta anche nella scuola secondaria di secondo grado, visto quanto è stato provato in settimana, sì. Ma non è che non si faccia. Io mi sento. Secondo me quello che manca a volte è proprio la consapevolezza, innanzitutto, che l'educazione non inizia con la scuola. La scuola, io quando parlo ai miei genitori dico sempre che a me piace l'immagine del cerchio, dove noi in armonia andiamo a rafforzare, a consolidare un percorso che però è già iniziato in famiglia. Il bambino inizia la scuola a 3 anni, anche al nido, e ce ne sono tantissimi, però voglio dire, nei primi anni di vita vive a casa, quindi io osservo che molto spesso i ragazzi sono molto aperti e molto disponibili perché sono consapevoli delle loro fragilità, ma non gli sanno dare il nome, non le sanno collocare, non le sanno gestire, hanno bisogno dell'adulto per questo. Ma molto spesso quando noi invitiamo le famiglie troviamo una chiusura. Forse la famiglia stessa ha paura di sentirsi messa sotto accusa, dove però proprio per la circolarità che intendo io, nessuno mette sotto accusa nessuno. È un lavoro di costruzione e di rinforzo culturale, il cambiamento culturale che tanto auspichiamo e di cui tanto sentiamo la necessità, deve partire su più fronti. I ragazzi, una volta che escono da scuola, giustamente tornano in famiglia, frequentano realtà sportive, qualcuno frequenta anche la parrocchia, quindi tutti questi enti devono collaborare per... Dottoressa, mi scusi questa parentesi, poi andiamo da Rinaldo. Sì. Io ho cercato di parlare con qualche giovane che si è aperto, sono riuscita a aprire questo riccio. Sì. E questo ragazzo mi ha fatto una domanda importante, mi ha detto: quale famiglia? Ho 2 famiglie, ho una famiglia allargata che non riesco a capire, che non voglio capire perché era la prima famiglia, quella che io volevo bene, i miei primi genitori, i miei 2 genitori.
faccio fatica ad accettare un altro genitore, un'altra mamma, un altro papà. Non è così semplice come pensano loro. E soprattutto quello che ho sentito, poi vorrei sentire anche l'avvocato, non sono coinvolti nelle separazioni. I genitori non ne parlano con loro. Loro si trovano già alla separazione. Ma perché non parlate con noi? Pensate quanto profondi sono questi ragazzi che vorrebbero anche loro essere coinvolti, perché anche la loro vita e non sanno niente, oppure ne parlano all'ultimo momento, tanto non capisci, tanto non puoi capire. Come non posso capire? Cosa ne pensa, avvocato? Poi sentiamo Rinaldo, perché sennò mi cade la linea, prego. No, ancora una volta sono perfettamente in linea con questo discorso. Se tutto questo sta succedendo, pensiamo al bullismo e cyberbullismo, che non è altro che la parte antecedente alle violenze di genere. Se io sono un bambino arrogante, maleducato, prepotente, violento a 9-10 anni con la mia amichetto, con il mio amichetto, cosa volete che diventerò? Un violento con la fidanzatina, un violento con la compagna, un violento con la moglie, convivente, eccetera. Perché? Perché è la crisi della famiglia. Purtroppo questo sta succedendo perché non esiste più la famiglia che avevamo noi quando eravamo bambini. Non esiste più per 1000 regioni, non è questa la sede, per carità. Però non c'è più la famiglia tradizionale, è poco. Giustamente bisogna anche iniziare a parlare di questo, è facile parlare di famiglia. Bisogna dirlo, Sato, brava, bravissima, bisogna dirlo. Non vergogniamo, non offendiamo nessuno, non stiamo offendendo nessuno, ma la realtà è che non si capisce più niente adesso. Questi bambini non hanno più riferimento, un giorno hanno un padre, poi hanno una madre, poi un'amica della madre, poi l'amico del padre, zii che si sposano con le cognate, lasciano la madre, una confusione, la famiglia in grave crisi, e in più anche quelle famiglie cosiddette normali, tra virgolette, non in crisi, diciamo, dove vanno tutti d'amore e d'accordo, purtroppo però lavorando entrambi i genitori, i figli si trovano in uno stato di abbandono. Avvocato, mi scusi, ma devo assolutamente dare la linea al telespettatore, se no mi cade la linea. Certo, poi riprendiamo naturalmente. Vai Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Sono d'accordo con l'avvocato anch'io di quello che dice, perché per noi sacrosanti è giusto. Io mi ricordo una volta la scuola, ma quando eravamo bambini, andavamo a scuola, la prima cosa, entrava la maestra, ci alzavamo in piedi e la salutavamo. Buongiorno signora maestra. E da lì cominciava la nostra giornata di bambini. Si insegnava, le bambine insegnavano a lavorare a ferri, a roba, tante cose. Sembrano stupide adesso, però quella volta andavamo a scuola con la gioia in corpo di andare a scuola. Adesso non va più questo sentimento, va a fare i bui, va a farci vedere, deve cambiare, abbiamo penso che abbiamo quello che abbiamo seminato, non dobbiamo farci ma chi è stato, come mai, come non mai. Se in famiglia non si educano i bambini, come le hai detto te Mirella, e famiglie allargate, un figlio con una donna, un figlio con un'altra, tutti in vacanza insieme, adesso è diventata una bravura. Una volta si vergognava quando una era incinta, che era da sposarsi ed era una vergogna. Adesso anche i politici, un figlio con 2 o 3 figli, uno con una con l'altro, ma che bravura è? Sì, da che pulpito che arriva la predica. Grazie Rinaldo, devo correre perché sennò non ce la faccio. Grazie delle tue riflessioni sempre molto chiare. Dottoressa Bonduan, come commenta la telefonata di Rinaldo? Beh, allora, dobbiamo tener conto che una volta la società era strutturata in maniera diversa. È inutile negare che la società è evoluta, è cambiata. Quello che dicevamo prima, quello che diceva anche lei, cioè l'importanza però di coinvolgere i ragazzi, cioè i ragazzi fanno parte integrante e della società e ancor prima della famiglia, quindi va spiegato loro perché magari mamma e papà si separano, non è un delitto, può capitare, l'importante vivere nelle liti, per carità, però te lo spiego. Appunto, te lo spiego, ti coinvolgo, ti faccio capire che verso di te non cambia niente, nel senso io posso non essere più con il papà una coppia, ma verso di te rimaniamo comunque tua mamma e tuo papà, i valori te li trasmettiamo insieme. Allora comprendo che in fase di separazione possa non essere sempre semplice, perché magari se mi separo è perché magari ci sono anche delle situazioni tali per cui non possiamo andare
subito d'accordo, però lo sforzo, e io questo lo osservo nella scuola, lo sforzo di questi genitori verso i loro figli, comunque di essere presenti insieme, di portare avanti di comune accordo i valori, le decisioni che riguardano il loro figlio, c'è, non è che non ci sia, è che ancora va rafforzato, non è una cosa così né semplice né scontata. Sicuramente però i bambini a tutte le età, se tu glielo spieghi con le parole giuste, con i modi giusti, chiedendo anche gli aiuti se necessario, certo, i bambini, i ragazzi sono in grado di capire. Non sottovalutiamoli, non vogliamo proteggerli a tutti i costi, perché poi quando si trovano in situazioni di vita, e magari si trovano in situazioni di vita da soli, tra virgolette, nel senso che non hanno più magari l'appoggio della famiglia perché sono cresciuti, perché sono andati fuori casa, non riescono più a gestirli perché sono sempre stati protetti e c'è sempre stato qualcuno che ha fatto le cose al loro posto. Quindi non hanno potuto rafforzare quell'aspetto emotivo, però, dottoressa Baudouin, l'empatia. Anche i genitori, mi scusi, perché io continuo a vedere queste realtà che veramente inorridisco. I bambini da piccoli iniziano a chiedere perché. È vero quello che dico? Perché? 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 Perché il bambino è curioso, certo, vuole capire perché gli dici sì e perché gli dici no, perché non mi dai quel gioco e perché me ne dai un altro, perché non me lo dai. Se tu, come dice lei, dottoressa Baudouin, riuscissi a spiegare il perché da piccolo al bambino, man mano che cresce, lui riesce a capire i no e i sì, perché i perché gli hanno già spiegati. Allora può essere il gioco da piccolo, ma può essere qualcosa di più importante. Il problema, e qua vorrei capire e poi sentire anche l'avvocato, è facile nascondersi dietro non ho tempo, sono troppo stressata, il lavoro mi impegna troppo. Ma è proprio così oppure è troppo impegnativo spiegare il no? Perché ci devi mettere la faccia, perché devi dire un no che sarà pesante per tutta la giornata anche per te, e perciò è più facile dire sì o dire non ho tempo adesso. Cioè, anche qua bisogna che iniziamo a cambiare queste regole del gioco, che è un gioco devastante se pensiamo anche ai suicidi dei ragazzi. Ci sarà un motivo come mai ci sono tutti questi suicidi? Prego, dottoressa. Allora, sono d'accordo, nel senso che a volte il no è così, punto. E devi fartelo andare bene. Sono io che comando, e quindi chiuso. Questa è decisione, ok. Però ci sono delle situazioni dove il no veramente non può essere spiegato in quel momento, in quel contesto, te lo rimando a un altro momento, devo trovare però poi il momento. Ecco, quello che secondo me è importante è che se io al bambino dico no, te lo spiego dopo, quel dopo deve arrivare. Però, secondo me, ci sono anche delle situazioni dove il bambino, per età, per ruoli, perché noi dobbiamo anche far capire ai bambini che ci sono dei ruoli, ok? Per cui se in quel momento ti viene detto il no, tu lo devi accettare, perché può essere anche un ruolo, può essere una regola, perché nella società non sempre ti possono essere spiegati no, a volte ci sono dei compromessi per vivere in società, per cui tu a malincuore, tu di tuo faresti altro, però in quel contesto sociale, per poter far sì che le cose vadano in un certo modo, devi anche accettare un no o un sì, ok? Quello che anche manca è, secondo me, quello che va anche spiegato ai bambini è il no dell'altro. Io, per esempio, ai bambini diciamo: maestra, oggi il mio amichetto mi ha detto che non gioca con me, non siamo più amici. Non è vero, cioè impara a rispettare il no dell'altro, impara a rispettare uno spazio vitale dell'altro. Se in quel momento il bambino non ha voglia perché vuole fare altro, vuole giocare con qualcun altro, tu lo devi rispettare. Quel famoso no che a volte le donne dicono all'uomo, ma anche preferisco viceversa. Giocare con un altro bambino al posto, ma e tu ti senti escluso. Esatto, non vuol dire che io non ci sono più amico. Ma in quel momento che deve arrivare il supporto al bambino, perché lui sta soffrendo, in quel momento si sente assolutamente diverso. Avvocato, dobbiamo correre, ma purtroppo sentiamo cosa ne pensa, come commenta. Sì, no, è assolutamente concordo in pieno perché il problema manca il no. Sti ragazzini così giovani, così piccoli, per comodità dei genitori passano intere ore sui social,
su computer, su tablet, perché è l'unico strumento che li fa stare buoni per i genitori, così non danno fastidio ai genitori, come se debbano chiedere scusa per il fatto che esistano, come se il fatto che esistano è un problema, o siccome dai fastidio ti tengo col cellulare e il tablet ore e ore dalla mattina alla sera, e sti bambini diventano anche a livello psicologico sempre più chiusi, più timidi, più introversi, vivono il mondo virtuale, il mondo dei video, il mondo dei giochi online, il mondo dei cartoni animati violenti, di quei video violenti. Sì, ma allora, avvocato, mi scusi, chi è che permette questo? Io ho avuto dei luminari, professore, ad esempio il professor Garattini proprio la scorsa settimana, ha detto: ma di cosa stiamo parlando? Cosa si pianta in Italia? Il tabacco? Scusate, ha detto, cosa piantiamo in Italia? Il tabacco. Quanti morti abbiamo che fumano e aumentano sempre di più? Allora vogliamo capire che forse dobbiamo cambiare registro anche noi, dobbiamo capire specialmente, ecco, quegli addetti ai lavori che devono dare dei messaggi positivi. Ma come fai a piantarmi il tabacco? Perché, come ha detto lei, è un grande business. Io ho bisogno del business, non ho bisogno di migliorare la salute pubblica, perché questo è il messaggio che passa. Ecco, i piccoli casinò hanno chiuso i grandi casinò, ma ne hanno aperto 2 milioni di piccoli. E allora di cosa ci stiamo raccontando? Il messaggio qual è? Ho sentito una professoressa, mi sembra fosse stata, sì, una professoressa che ha detto: ma vi rendete conto che hanno aperto una sala slot di fronte a una scuola? Ma vi rendete conto? Il ragazzo che passa... avvocato, allora dove vogliamo andare a parare? Allora questi ragazzi cosa devono fare per far capire che non ce la fanno più? Prego. Ecco perché allora questi fenomeni, noi abbiamo 6-7 business mondiali che non saranno mai combattuti perché producono tonnellate di denaro. La droga, la prostituzione, le sigarette, l'alcol, l'informatica, intendo i social, questi giochi eccetera, i giochi, quindi i videogiochi e quant'altro, e soprattutto la disoccupazione, che sono 6-7 tra i più grossi business mondiali. E le armi, dimenticavo le armi, ci lamentiamo quando c'è una guerra, ma non può non esserci una guerra, perché i produttori di armi, che non sono tantissimi, che sono i più ricchi dell'umanità, hanno bisogno di smerciare armi. E come fanno a smerciarle? Grazie alle guerre. La droga deve essere venduta perché se ne produce in quantità spaventose. Il tabacco, i giochi, sono tutti business che producono tonnellate di denaro che va nelle tasche non del delinquente soltanto, ma di chi produce. È ovvio, non va nelle tasche solo del piccolo spacciatore la droga o del tabaccaio poverino che è autorizzato a vendere, fa il suo dovere, vende le sigarette. Basta che mettiamo il fumo uccide. E allora a questo punto, avvocato, devo chiudere perché mi fanno segno che devo andare in pubblicità. Allora, stiamo guardando queste slide di questa associazione. Prego, dottoressa Bonduan. Allora, l'associazione Gens Nova appunto nasce in Puglia nel 2004, oggi siamo presenti anche in altre realtà, in altre regioni. L'associazione è un'associazione nazionale, nonostante appunto abbia delle delegazioni presenti in Veneto, Sicilia, Marche, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia e Abruzzo, e il nostro obiettivo è quello di tutelare le vittime di violenza, quindi andare a contrasto di tutto quello che è il maltrattamento in famiglia, dallo stalking al revenge porn, alle forme di bullismo, cyberbullismo che colpiscono ragazzi, ma non solo, anche l'adulto, soprattutto se pensiamo a tutte quelle forme appunto di revenge porn, body shaming, eccetera. Lo facciamo su più fronti, perché noi siamo in dialogo e in rete con le istituzioni locali e nazionali per cercare di promuovere un cambiamento. Si parlava prima del cambiamento culturale, ma anche del cambiamento normativo. Noi siamo stati, grazie al nostro presidente che è l'avvocato Antonio Maria La Scala, ma attraverso anche il gruppo di avvocati che fanno parte dell'associazione, anche come promotori di cambiamento normativo, quindi cerchiamo anche di far sentire la nostra voce attraverso le nostre esperienze di affiancamento anche alle vittime, per far sì che ci sia questo cambiamento su più fronti. Per questo andiamo anche nelle scuole e collaboriamo con le scuole per far sì che ci sia conoscenza, ci sia cultura e cambiamento di cultura a tutela
delle vittime di violenza a tutela anche del tema della legalità, quindi la cultura della legalità. Ovviamente andiamo in affiancamento alle vittime di violenza sotto il profilo legale e psicologico, dall'iter, seguendole in quello che è l'iter dalla denuncia a tutte le fasi processuali successive. Ecco, qui per esempio vediamo alcune dei supporti che noi abbiamo dato attraverso delle istanze, attraverso le iniziative di cui parlavamo, le leggi su cui poi diciamo c'è stato il nostro contributo. Nell'affiancare le vittime di violenza ci costituiamo parte civile, quindi non solo la vittima in sé o il familiare, purtroppo nei casi estremi, ma anche proprio come associazione per gli obiettivi che perseguiamo, che ripeto sono la tutela delle vittime di violenza. Ad oggi, dal 2018, da quando abbiamo iniziato a costituirci parte civile, abbiamo 56 ammissioni su 60 richieste di ammissione parte civile. Abbiamo constatato come, un po' come il dato nazionale riporta, purtroppo, e questo fa riflettere e ci ricollega a tutto il discorso che abbiamo detto prima dell'importanza della famiglia e del lavoro che deve essere fatto con la famiglia, e ci tengo a precisare con, non la, cioè deve essere assieme. Una collaborazione, ma confermiamo il dato che purtroppo la percentuale maggiore dei casi di violenza è in famiglia, cioè la vittima conosce il suo aggressore, e forse anche questo può essere uno dei motivi che blocca nelle denunce. Ecco il famoso aspetta, ma vedrai, cambierà. Il vicino che sente, come ho sentito la telefonata di ieri, ma ha paura, forse, ha paura di esporsi. Esatto, forse è più facile, uso questo termine, se la persona che ci aggredisce noi non la conosciamo, ci viene istintivo denunciarla perché ci dobbiamo proteggere. Quando invece l'aggressore è una persona nota, ci sembra quasi impossibile che non si possa aiutare a cambiare, che non si possa trovare un modo per andare oltre. Ecco che cominciamo a giustificarlo, eccetera. Allora andiamo a vedere anche questo servizio dell'ULSS 2 Violenza Donne, che è molto importante, poi lo commentiamo. Se parte. Violenza Donne. ULSS 2 Violenza Donne Servizio. Non accettare mai l'ultimo appuntamento. Non pensare che lui non ti picchierà più. Non credere di poterlo cambiare. La tua gonna non è troppo corta. Non far credere di essere caduta dalle scale o che sia stato un incidente. A rivolgersi alle donne sono gli uomini dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, operatori, dirigenti e lo stesso direttore generale Francesco Benazzi. Dal 2017 a oggi sono stati 4.142 i codici rosa che hanno avuto accesso ai pronto soccorso dei 6 ospedali trevigiani. Donne vittime di violenza, da gennaio a oggi 200, solo al Cafoncello. Ma sono la punta dell'iceberg e di questo bisogna essere consapevoli. Mai come quest'anno l'azienda sanitaria è scesa in campo contro la violenza sulle donne, con il flash mob di domenica scorsa per Giulia Cecchettin e con una serie di iniziative in vista del 25 novembre per spingere le donne a farsi aiutare. Ringrazio i panificatori per diciamo il pane con l'abbraccio, 1522 che dobbiamo ricordare sempre, i braccialetti che adesso mi onoro di portare, ecco, anzi dovremmo portarli noi maschietti più che le donne. Tutto questo serve a tutti noi per non dimenticare e per ricordarci che c'è una quotidianità dove purtroppo tante donne soffrono comunque di soprusi. L'impegno al pronto soccorso è quotidiano, dove le donne trovano cure ma anche un ambiente protetto in cui, se serve restare in attesa che le forze dell'ordine si occupino di situazioni critiche, spazi nati anche grazie all'impegno di un gruppo di operatrici della sanità trevigiana che hanno preso a cuore il tema, lavorando alla formazione all'interno dell'azienda ma non solo, e le chiamate al 1522 sono aumentate esponenzialmente. Spesso si confonde il conflitto con la violenza e le donne stesse non sono consapevoli di questa problematica, tant'è che spesso chiamano il 1522 per chiedere che cosa sta succedendo, per chiedere se è vero
quella sensazione che hanno che stanno vivendo un vissuto di violenza, perché non lo sono nemmeno loro consapevoli fino in fondo. Allora, dottoressa Bonduan, e poi sento anche l'avvocato, quello che ho perplessità, e qua concordo con l'avvocato, se servono tutta questa movimentazione che anche oggi si farà in attesa che arrivi una sicurezza veramente per la donna. Cioè io sono terrorizzata che intanto che stiamo parlando, e tutta oggi ci sarà di tutto e di più, domani forse qualcosa, la prossima settimana non so, io ci sarò comunque, è che abbiamo ancora i Filippi fuori. Questi Filippo, chiamiamolo così, che non riesce ancora a comprendere, perché non abbiamo ancora centrato l'obiettivo, non li abbiamo ancora guardati negli occhi questi ragazzi, non li guardiamo. Io sono inorridita, e qua devo ringraziare anche le forze dell'ordine, che cercano di fare quello che possono, perché non è che abbiano sta bacchetta magica, perché è facile dire chiamo le forze dell'ordine, sì, perfetto, andiamo a vedere come funziona però, quanti uomini hanno, quante macchine hanno, come possono muoversi, noi siamo anche tanti, anche se siamo pochi, non è che possono mettere un uomo ogni... Però c'è qualcuno che dovrebbe guardare, e qua torno con lei, dottoressa, è la famiglia. Ma come fai a non accorgerti che questo ragazzo ha dei problemi? Ma se mi accorgo io quando vengono al banco alimentare, oppure, vabbè, lavoro con la procura dei minori, o questi ragazzi, e li vedi che c'è qualcosa che non funziona? Li vedi, ma come fai tu genitore? Non parlo di quelli bravi perché non me ne può fregare di meno di parlare dei genitori bravi. Io voglio capire quei genitori che continuano a non vedere, che si permettono di andare a scuola e tirare magari un pugno al professore, poi lo fanno anche i ragazzi, anche ieri è successo questo, ecco, che assalgono i poliziotti, i carabinieri, che se ne fregano delle forze dell'ordine, ma non vorrete mica dirmi che la colpa è dei professori e della scuola? No, ma allora c'è qualcosa, andiamo a scuola i genitori, per cortesia, dottoressa Bonduan, che forse miglioreremo veramente la qualità della vita di tutti noi, della comunità, perché facciamo fatica anche a fare comunità con questi genitori che non vogliono capire. È là io che voglio colpire, non me ne frega di quelli bravi, li ho già i bravi, voglio colpire quelli non bravi. Cosa possiamo fare? Prego. Dobbiamo insistere, dobbiamo continuare a seminare. Allora, le giornate come oggi, i simboli, ovvio che lasciati a se stessi non servono a nulla, perché servono solo, come si diceva prima, a farsi pubblicità, a far promozione di se stessi e quant'altro, ma devono avere una concretezza, devono avere un corpo. Torniamo a monte, cioè deve essere un lavoro a 360 gradi di tutto. Tutte le cose che ha citato lei adesso, la violenza, non so, il pugno al professore, la reazione alle forze dell'ordine, chi se ne frega della divisa, il non riconoscimento della regola, il non riconoscere il ruolo di cui si diceva prima. Il rispetto del ruolo. Il rispetto è il corpo dell'iceberg. Anche nel servizio andato in onda, il femminicidio è la punta, l'estremo, l'atto estremo e ultimo. Ma prima c'è tutto un prima, appunto una battuta che sottolinea magari un'ipotetica, uno sminuire il ruolo delle forze dell'ordine piuttosto che della donna stessa, piuttosto che dell'istituzione, e che viene presa così come battuta. Il gesto del papà che va a difesa del figlio senza capire che in questo modo tu vai a rafforzare certi messaggi negativi al posto di ho fatto questo, il papà mi ha perdonato, a caso perciò domani faccio qualcos'altro. Vuol dire che posso farlo. Devo correre, prego avvocato. Sì, assolutamente sì, l'abbiamo detto prima, nessun ragazzo nasce criminale, non mi risulta che uno nasca criminale o maleducato, lo diventa nel corso della sua crescita, perché chi avrebbe dovuto educarlo, i genitori, perché diamo sempre la colpa alle scuole, ma la scuola subentra dopo, sono le famiglie, non ha fatto, come ho detto prima, non è un problema di genitore bravo o genitore cattivo, di genitore capace e di genitore incapace, genitore esperto e inesperto, a volte iperprotettivo no, l'iperprotettività produce questi ragazzi aggressivi, violenti, maleducati e arroganti, perché se ogni tanto li mollassero un ceffone quando si comportano male o fanno i maleducati, immaginate, lo dicevi prima, noi
Quando eravamo piccoli io mi potevo permettere di rispondere a un professore, ma io neanche non di parlare, non di rispondere, ma anche per parlare dovevo alzare la mano e solo se autorizzato potevo parlare. Adesso c'è una maleducazione dilagante, la colpa è delle famiglie e dei genitori. Dobbiamo, l'ha detto bene lei, dovrebbero andare a scuola i genitori. Noi genitori, metto anch'io in mezzo che sono genitore, dovremmo andare tutti a scuola per poter capire qual è il modo migliore per educare i figli, perché come fai e fai sbagli sempre. Bisogna dire anche questo, che come fai e fai, se sei troppo permissivo li rovini, se sei troppo severo hai paura che si suicidino o che se ne scappino di casa o che facciano altre fesserie, quindi come fai e fai c'hai sempre paura. Però se non lavoriamo sulle famiglie noi da questo problema non usciremo mai, perché non è un problema che risolveremo, quello delle violenze, con le leggi. Le leggi ci sono sempre state, gli assassini sanno che rischiano dai 30 anni all'ergastolo eppure uccidono ugualmente, non gliene frega nulla della legge, perché in quei momenti non stanno a pensare alla legge. Quindi è un lavoro di grande prevenzione, informazione e formazione. Avvocato, mi scusi, se lei avesse di fronte la Premier Giorgia Meloni, cosa chiederebbe? Perché sia il Ministro, però è lei la Premier. Cosa chiederebbe alla Premier Meloni? Assolutamente sì. La prima cosa, formazione e informazione obbligatoria, cioè devono essere costretti a subire la formazione. Vogliono o non vogliono, la devono subire. Poi si vedrà se non gli piace o meno. A ragazzi, docenti, famiglie, forze dell'ordine e operatori di giustizia. Questa è la prima cosa. Un lavoro intensissimo. Potenziare l'attività e il numero delle forze dell'ordine impiegate sul territorio, perché se io al carabinieri devo far fare il codice della strada, le notifiche, gli ascolti, deve prendere le denunce, deve fare questo, sarebbe opportuno che ci sia chi prende le denunce, chi fa le indagini, chi fa le notifiche, quindi potenziare gli organici, rendere assolutamente certa la pena. Noi non abbiamo pene certe, lasciamo stare l'ergastolo per i femminicidi, ma prima di arrivare all'ergastolo ci sono le violenze sessuali, i maltrattamenti, lo stalking. Ditemi voi, sarebbe bello fare una statistica, quanti dei 44.000 detenuti nelle carceri italiane, quanti stanno scontando una pena per maltrattamento o stalking nei confronti della ex compagna. Sono proprio curioso di vedere chi sta in carcere per stalking oggi. Secondo me non se ne conto sulle dita di una mano, forse riusciremo. Quindi che noi mettiamo pene, processi, ma poi nessuno sconta nulla. Quindi direi alla Meloni, potenzia la certezza della pena. La certezza della pena si può potenziare in un modo, non creando continuamente reati nuovi, non aumentando le pene massime, ma aumentando le pene minime. Il trucco dei politici è quello, quando c'è un fenomeno di violenza, aumentiamo le pene, ma quale pena viene aumentata? La massima, cioè ogni reato, voi sapete, ha una pena minima e massima, non so, da 5 a 10 anni. Prendono 10 anni e le portano a 20, abbiamo messo fino a 20 anni di carcere. In realtà è notorio che in Italia i giudici, per una loro prassi, quasi sempre partono dalla pena più bassa. Allora, se io aumento la pena più bassa, pensiamo 5-6 anni, se io l'aumento a 10-15 anni, posso avere tutti i benefici di legge di questo mondo, ma 5-6 anni io in carcere me li devo fare. Se invece la pena bassa è 6 anni, meno un quarto, meno un terzo, sono 2, arrivi a 4 per il patteggiamento, meno un altro terzo per le attenuanti generiche perché sono incensurato, mi commuovo, durante il processo mi commuovo, chiedo scusa alla mamma della vittima e c'è un altro terzo, gli faccio un assegnetto da 20-25 mila euro e c'è un altro terzo. Quella pena residuo, 2 anni, 2 anni e mezzo, io non la sconterò, perché sotto i 4 anni non si va in carcere. Quindi, voglio dire, diamo certezza della pena, aumentiamo le pene minime. Poi il braccialetto elettronico deve diventare la regola, cioè l'indagato per questi reati deve essere monitorato nelle sale operative delle questure H24, che appena vedo che ti avvicini a casa o al luogo di lavoro della vittima, immediatamente deve intervenire una pattuglia, non solo della polizia, impieghiamo la polizia locale, noi abbiamo le polizie locali, quelli che chiamiamo vigili urbani, quelli ormai da una decina d'anni, i vigili urbani si chiamano polizia locale, sono una forza di polizia, impieghiamola non solo per il codice della strada, perché hanno delle professionalità veramente bravissime. Sì, ma dobbiamo togliere anche la burocrazia da questi uffici, perché veramente noi parliamo, poveretti, loro come fanno a essere negli uffici e a essere anche nelle strade? Vogliamo capire che non è così semplice. Avvocato, devo salutarla perché il tempo è trascorso. Come ci saluta, avvocato? Prego. Vi saluto tutti, prima di tutto con un abbraccio fortissimo
ai familiari delle vittime. Noi stiamo parlando delle vittime, purtroppo le vittime sono morte, non ci sono più e in vita non torneranno. Chi adesso sta purtroppo soffrendo e soffrirà fino alla fine dei suoi giorni sono i poveri genitori, fratelli e sorelle delle vittime, a cui va il mio caloroso abbraccio. Grazie avvocato, molto gentile, grazie. Leone da Tre Baseleghe, grazie avvocato. Prego grazie Leone. a voi, buona giornata a tutti, grazie. Grazie a lei. E saluto i tuoi ospiti. Allora, a scuola non si insegna abbastanza il rispetto per gli altri, altrimenti non ci sarebbero tutte queste risse, baby gang, bullismo, eccetera, eccetera. Questo è evidente, perché non è possibile che se ci fosse una scuola che insegna la buona educazione succedesse tutto questo. Comunque, ieri sera da Bruno Vespa c'erano 2 donne che si erano salvate proprio all'ultimo dall'uomo che le voleva ammazzare. Queste 2 donne adesso vivono nel terrore perché l'uomo che ha cercato di ammazzarle è libero, tutte e 2. E una ha detto: io sono sicura che finirò ammazzata da questo. Ma è vivere questo. Ma dove siamo? Ma in che paese siamo? Queste 2 donne si sono salvate per miracolo e adesso vivono nel terrore. Ma è meglio morire a questo punto. No Leone, no Leone, dai. A risolvere un problema. Dai Leone, no, morire per carità, è così bella la vita. Adesso dai. Se uno vive nel terrore di questi uomini... No, deve avere dei punti di riferimento importanti, questo sì. Leone, assolutamente sì, deve sapere che qualcuno la può proteggere. Però è difficile arrivarci, non c'è niente da fare, hai ragione. Grazie Leone, devo chiudere grazie delle tue riflessioni. Dottoressa Bonduan, sì. Come ci saluta? Vi saluto intanto ringraziando per questa opportunità e anch'io mi unisco al saluto e alla vicinanza ai familiari e esorto tutti a non smettere di parlare di queste tematiche, non solo il 25 ma sempre, e soprattutto qualora voi foste o vittime o aveste un'amica, un amico, perché a volte anche i ragazzi lo sono vittime, non lo dimentichiamo, non abbiate paura di supportarli e di rivolgervi alle forze dell'ordine, alle associazioni che si occupano di questi temi, perché possiamo insieme cercare di cambiare. Sì, dottoressa, dobbiamo darle questi numeri delle associazioni, perché non conoscono, assolutamente non vi conoscono. No. Dobbiamo capire che dobbiamo dare questi numeri nei supermercati, nelle farmacie, nelle scuole, dappertutto, perché io sono convinta che anche questa associazione, con tutto il rispetto non è conosciuta, non è conosciuta e siete anche in Veneto. Perciò il mio appello è: fatevi conoscere di più. Ci proviamo ancora di più, grazie a voi. Grazie dottoressa Stefania Bonduan, grazie ancora all'avvocato Antonio Maria La Scala collegato con noi da Bari, che adesso ci ha salutato. Pubblicità. E sono veramente orgogliosa di avere questa donna, una donna molto importante a Treviso, che è la dottoressa Manuela De Bernardin Stadoan, questore di Treviso. Perché donna? Ma perché forse abbiamo bisogno di messaggi, anche noi donne, di essere riuscite ad arrivare a certi livelli, con tanta fatica, ma anche con determinazione, con la voglia anche di cambiare le cose, con la voglia di fare quel passo in più che magari non è stato fatto fino a questo momento. Perché abbiamo bisogno di questo, dobbiamo sentirci sicure che qualcuno ci sta ascoltando, sicure che forse unite, ma anche con gli uomini che devono cambiare, che saranno loro quelli che dovranno cambiare, che dovranno dare questo segnale a noi donne. Saluto anche la dottoressa Antonella Baiocchi, collegata con noi. Grazie dottoressa, psicoterapeuta, esperta in criminologia, anche scrittrice. Buongiorno dottoressa, come sta? Buongiorno. Tutto bene? Grazie tutto dottoressa. Bene. Allora, dottoressa De Bernardin, perché è diventata questore? Perché ha scelto questa carriera? Perché noi siamo anche curiosi, vogliamo conoscerla. Volevo fare questo anche quando non esisteva una parità tra uomini e donne per quanto riguarda l'ingresso in polizia, poi spiegherò però
come sono andate le cose. E ricordo che mi hanno affascinato quei film della polizia quando ero piccola con le Giulie Verdi, e io sono cresciuta volendo fare questo lavoro. Mi sono laureata negli anni '80 quando era già stata decretata la parità di uomini e donne nella Polizia di Stato, e quindi ho fatto ingresso in questa amministrazione. Però la Polizia di Stato è stata la prima amministrazione che ha introdotto le donne in polizia, è stata un antesignano per tutte le forze di polizia, perché la legge che ha istituito il corpo di polizia femminile è del 1959. E poi dall'81, quando c'è stata la smilitarizzazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la polizia è diventata civile, le donne svolgono lo stesso lavoro dei colleghi uomini. Si sentiva questo profumo anche nella sua famiglia o è stata una decisione tutta sua, e come l'ha presa la sua famiglia? Io sono cresciuta tra i militari perché i miei genitori lavoravano in un ambiente frequentato dai militari, degli ufficiali della Marina Militare, e questo mi ha affascinato. Io avrei dovuto chiamarmi Marina, però mi hanno chiamato Manuele. E i miei genitori, a dir la verità, volevano che facessi altro e hanno vissuto sempre con tanta apprensione questa scelta, però penso che poi negli anni siano stati orgogliosi del percorso che ho fatto. Che bella. Ecco, capite, non erano proprio così contenti, però l'hanno lasciata libera di scegliere, e la sua determinazione, perché è molto importante, faceva capire a questi genitori che questa era la sua scelta, quella che lei voleva, che poi è diventata una carriera importante. Guardate che è una storia bellissima. Questi genitori che capiscono. Avvocato Baiocchi, ma quanti genitori, dottoressa Baiocchi, non capiscono? Ecco, non li lasciano liberi questi ragazzi di scegliere, e poi li ritroviamo confusi, chiusi, impauriti anche a volte. Questa aggressività che trasmette una fragilità incredibile. Prego, dottoressa. Carissima, intanto grazie e buongiorno a tutti. Purtroppo il mestiere di genitore è un mestiere difficilissimo e nessuno ce lo insegna. Quindi ogni genitore in buona fede fa il genitore con il suo buon senso, quello che ha appreso durante la sua vita, e spesso e volentieri questa modalità di educare è una modalità purtroppo che porta fuori strada dagli obiettivi invece che ci si prefigge di amore, di rispetto, di rendere forti i nostri figli. Sono purtroppo modalità, io le chiamo mappe mentali, ricette che si seguono, fallate, non si sa che sono fallate e quindi ci portano ad andare fuori strada. Genitori e soprattutto diciamo caregiver, chi si prende cura insomma diciamo dei bimbi, dei minori, e gli inculca la mentalità, la mappa che devono seguire per orientarsi nella vita, la gran parte di queste persone in definitiva passano mappe fallate, e la violenza di cui oggi hai parlato nella prima parte, spero che ne parli ancora nella seconda, però ho qualcosa da dire controcorrente, bene, è la principale causa, conseguenza dell'analfabetismo psicologico. Io uso questo termine, cioè delle mappe fallate che ancora oggi si utilizzano all'interno delle relazioni e che vengono passate di generazione in generazione, perché negli anni, a dispetto di tutte le altre mappe, di tutte le altre modalità, negli anni non si sono aggiornate, sono ancora mappe cavernicole. Molto importante, grazie dottoressa. Poi mi piace questo conto corrente che io conosco molto bene, che lei vorrà dire oggi, anche oggi, una giornata importante come il 25 novembre. Certo. Però, dottoressa De Bernardin, quello che vorrei anche capire è se servono questi messaggi, che anche oggi ci saranno tantissimi dappertutto, o se serve di più far sentire la donna protetta. Voi siete stati i primi che avete aperto
questo ufficio all'interno della polizia per accogliere questa donna che arriva disperata, che arriva confusa. E avete messo, mi ricordo, una donna ad accoglierla, perché è molto importante. Noi sappiamo la sensibilità che ci vuole quando sei massacrata di botte, quando non hai più riferimenti, quando hai paura anche di fare la denuncia. Ecco, voi avete fatto questa cosa, siete riusciti a capire che questa donna prima di tutto va presa per mano, accolta, che è un'altra cosa, accolta, e noi capiamo cosa vuol dire essere accolte e non essere accolte, perché abbiamo questa sensibilità, e metterla a proprio agio in un momento difficilissimo, che è quello che devi denunciare il tuo compagno, il tuo marito, il padre dei tuoi figli. Ecco, voi avete fatto questo e vi ringrazio, perché è stato un primo passo per cercare di arrivare veramente a proteggere questa donna. Prego, dottoressa. Sì, noi abbiamo istituito le stanze per le audizioni protette per le donne e anche per i minorenni, per i minori, da molti anni. Negli anni poi sono state implementate un po' in tutte le questure, anche nei commissariati, grazie anche alla collaborazione con delle associazioni. E quindi adesso ci sono, mi sembra, un'ottantina di stanze protette in tutta Italia. Sì, sono importanti per accogliere le donne e i bambini che hanno bisogno di bisogno di trovare un ambiente sereno e non freddo come può essere un ufficio di polizia, per potersi sbloccare, per poter tirar fuori quello che hanno dentro e che tante volte è veramente difficile da tirar fuori. Come mai, dottoressa, voi siete stati in grado di capire che era un'esigenza, era diventata un'esigenza fare questo? La donna aveva bisogno, nel momento che decideva di arrivare nei vostri uffici, di essere accolta. Vuol dire che c'è stata anche una certa sensibilità, che lo dico io, non lo dice lei, che la politica non ha mai avuto, queste stanze che si aprono per l'accoglienza, per capire che abbiamo una fragilità, magari accompagnata anche da altre fragilità, che sono i bambini, che riescono a capire forse di più della mamma, perché veramente hanno una sensibilità. Io li vedo purtroppo ogni tanto e devo dire che sono terrorizzata, entro in queste stanze, in queste case, dottoresse, la prima cosa è il buio, balconi chiusi, ecco, luci spente, questo bambino quasi sempre sopra un quaderno che scrive, che fa i compiti, e quando li guardo questi occhi disperati, ecco, non si può continuare a non vedere, bisogna accogliere la famiglia, perché in quel momento la mamma si sente sola e confusa. Ecco, da dove è arrivata secondo lei? Proprio da queste denunce, da vedere, guardare negli occhi queste donne che si avvicinano? Dall'esperienza maturata sul campo tutti i giorni, e forse dal fatto che le donne in polizia ci sono dal 1960. Però io ho incontrato molti colleghi nella mia carriera che non erano da meno in quanto a sensibilità, perché la sensibilità su temi così delicati, così spinosi, così difficili, non è propria solo delle donne, è una dote personale che hanno anche molti uomini. Non sono tutti da buttare. No, beh, insomma, speriamo che nessuno sia da buttare. Certo, la sensibilità personale conta molto, perché è vero che noi facciamo formazione da molti anni, sono molti anni che vengono fatti corsi specifici sia per i funzionari che per i collaboratori, per tutto il personale, proprio su questo tema, per imparare a come si avvicina, come si accoglie una vittima di reato, può essere un bambino, può essere una donna, tante volte può essere anche un uomo, e come lo si accompagna nella decisione talvolta difficilissima di denunciare. Mettere la firma sulla denuncia. Di mettere la firma. Poi la multiculturalità, il fatto che adesso abbiamo una comunità anche con molte donne straniere, ha ulteriormente complicato, perché ci sono donne che sono portatrici di culture che sono
molto diverse dalla nostra, dove la società patriarcale è ancora attiva oggi, mentre da noi insomma, è stato fatto un processo di cambiamento che va avanti da molti anni. Ecco, l'ascolto e la sensibilità sono fondamentali, una stanza dove poter accogliere in maniera più calda queste persone tante volte è fondamentale. La ringrazio di aver detto questo, anche perché io, avendo un banco solidale all'interno della provincia e confrontandomi con queste donne dei paesi diversi, noto proprio quello che dice lei. Noi un passo in avanti l'abbiamo fatto fortunatamente, il problema è che dobbiamo farglielo fare anche a loro, e devo dire la verità, dottoressa, che provo una gioia immensa quando vedo queste donne che si aprono e raccontano, forse parlano più delle nostre. Se tu riesci ad aprire quel click, che loro si fidano, loro si aprono e ti dicono: mio marito è così. Quello dico che le pari opportunità, dottoressa, dovrebbero venire di più ai banchi solidali, ai banchi alimentari, per capire dove sono le fragilità, dove si può intervenire, perché ci sono sempre dei minori, quasi sempre, e diversi minori, che veramente sono dei bambini meravigliosi. Dottoressa Baiocchi, come commenta le parole che ha detto la dottoressa De Bernardin? So che lei approvava. Assolutamente, intanto le faccio i complimenti, ma io so che all'interno della Polizia di Stato c'è un'apertura mentale e non si fa in maniera eclatante l'errore che si fa fuori dalla Polizia di Stato a tutti i livelli. L'errore è quello di demonizzare l'uomo, di credere che alla base della violenza di cui sono vittime tutte le persone vulnerabili, comprese le donne, ed oggi siamo al loro fianco perché è la loro giornata, ma alla base della violenza non c'è il genere uomo, e questo è il messaggio controcorrente che io sono consapevole di mandare, perché tutti mi sono contro solamente perché non conoscono. È l'ignorare che porta a non capire che la visuale inclusiva che io sto proponendo da tempo, anche nel mio ruolo di assessore alle pari opportunità, che sono stata l'unico, primo e ancora unico assessore che amministratore pubblico ho avuto il coraggio di mettere la faccia dicendo che finché per contrastare la violenza si punta l'attenzione sull'uomo, sul genere maschio, non andiamo da nessuna parte, perché il genere non è quello il problema. La violenza è una questione di cultura. Ho usato quel termine prima di analfabetismo psicologico, cioè di mappe mentali che si utilizzano, tossiche mappe mentali che si utilizzano nella gestione della relazione, soprattutto delle divergenze. Queste mappe mentali tossiche vengono passate dalle famiglie, madri, padri, nonni, genitori, ai loro figli, maschi e femmine, e portano a gestire le relazioni in una maniera dicotomica, cioè in definitiva portano all'incapacità di rispettare ciò che diverge dal modello considerato giusto, e chi si trova in posizione di potere a causa di questa mentalità tossica che appartiene a uomini e donne, chi si trova in posizione di potere necessariamente discrimina e quindi sottomette chi in qualche modo si trova in posizione di vulnerabilità. Discriminare significa credere che esista un giusto, una verità, un modello giusto, credere che esista, onde per cui se io credo che esiste un modello giusto, e questa è una tossicità terribile, dovunque trovo qualcuno che diverge dal modello giusto, io anche in buona fede sono portato a prevaricarlo. E nei secoli in posizione di potere ci si è sempre trovato l'uomo che ha prevaricato, fatto violenza, discriminato chiunque divergesse dal modello da lui considerato giusto. Le donne prevalentemente, ma non solo, anche tutti gli altri uomini che in qualche modo erano considerati in qualche modo sbagliati, disabili, anziani, uomini che intralciavano un'eredità di cultura sessuale e religiosa diversa. Il problema non è il genere.
l'essersi puntati sul genere, perché per secoli c'è l'uomo che ha agito potere, è un equivoco. Non a caso oggi, quando le donne, noi donne, non generalizzo, ok, ma neanche con gli uomini bisogna generalizzare, quando le donne si trovano in posizione di potere, in definitiva, la gran parte delle volte, all'interno della casa e fuori casa, in qualche modo prevaricano e fanno violenza con interlocutori maschi, femmine, minori, che divergono dal loro modello. Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa De Bernardini di questo controcorrente di persone e di genere, prego. Ho sempre pensato che donne e uomini sono uguali. E io stessa sono la realizzazione di questo pensiero. Ci sono donne forti che non hanno grandi difficoltà a realizzare la parità nel lavoro, nella vita, però dobbiamo considerare che ci sono anche molte donne che sono in una situazione culturale, economica, di fragilità e queste donne vanno aiutate con strumenti normativi, ma con l'azione della rete, se vuole poi ne parliamo, dell'importanza della rete, quindi di tutte le componenti della società, istituzioni e privati, per realizzare questa parità. Molto importante, ma però dottoressa De Bernardini, culturalmente noi dobbiamo crescere, dobbiamo migliorarci, parliamo di persone, parliamo di società, di comunità, ma come possiamo farlo? Che siamo così divisi, così lontani e così chiusi, non facciamo più comunità, ci chiudiamo sempre di più, è difficile far aprire anche questa mente, come dice la dottoressa Baiocchi, con questi problemi mentali che abbiamo, queste mappe tossiche. E come facciamo? Quando abbiamo degli esempi continuamente negativi, quando abbiamo questi femminicidi che aumentano di più, questi suicidi di questi ragazzi, questi centri veramente di ascolto che hanno dei numeri impressionanti, cosa possiamo fare, dottoressa? A chi dobbiamo rivolgerci? Perché voi avete, e l'ho detto prima, i numeri sono risicati, non potete essere presenti ovunque, comunque. E come si fa? Dove si va? La scuola è chiusa, il ragazzo va a scuola 5 ore, 6, ma dopo le altre dove le passa? Sono altre 18 ore. Cosa offriamo a questi ragazzi, a queste donne? Non abbiamo neanche più i consultori, sono stati tolti anche quelli. Cioè, dottoressa Baiocchi, non è mica semplice però riuscire a sentirsi normali. Ecco, normali quando i numeri non è che siano dalla nostra parte, dottoressa Baiocchi. Anche a mio avviso queste donne in Parlamento dovrebbero un po' accelerare anche, Prego. Allora, il lavoro da fare, cara, è assolutamente mastodontico, ma bisogna partire senz'altro dalla liberarsi, soprattutto coloro che muovono i fili, i vertici, dal liberarsi dal condizionamento tossico, di continuare a credere che il problema sia il maschio. Bisogna capire che il problema è culturale ed è culturale, la definizione di cultura che io faccio rientrare nell'analfabetismo psicologico è qualcosa da capire. La matrice della violenza culturale non è ancora stata compresa, l'ho descritta nel libro La violenza non ha sesso, ma va spiegata ai vertici. Una volta capito cosa si intende per culturale, che non ha a che fare, diciamo, con l'opinione di qualcuno, è una descrizione, tra virgolette, proprio delle dinamiche relazionali di fondo che ancora sfugge. Quindi, quando si capisce che il problema è culturale, che quindi bisogna smettere di demonizzare gli uomini e di santificare le donne, quando si comincia a parlare di persone vittime e persone violente, e questo è un primo enorme passo. Perché? Perché il condizionamento tossico di credere a priori l'uomo carnefice e la donna vittima fa danni terribili. Grazie dottoressa, perché sennò non ce la faccio, perché mi cade la linea di Michele da Rosà. Non so se è ancora in linea, poi riprendiamo. Dopo riprendiamo. Michele? Buongiorno. Buongiorno. La ringrazio moltissimo per questa opportunità. Ma io volevo solo
parlare di una mia esperienza. Sono d'accordissimo con la dottoressa che parla di condizionamento tossico e della santificazione della donna e la demonizzazione degli uomini. Beh, volevo dire, io ero un amante della movida, della vita notturna e di queste cose qua, no? Ad un punto della mia vita, sempre per caso, ho conosciuto una donna che si definiva un verme di terra. Non abbiamo capito, scusa. Michele, scusa, non abbiamo capito. Si definiva? Un verme di terra. Un verme di terra. Adesso abbiamo capito. Una donna calabrese, molto umile, una tuzza evolo. Prego, veloce Michele. Di terra. Volevi dire solo questo? No, finisco. Vai. Era una tuzza evolo di Paravati in Calabria. Finisco. Da quel momento lì... No. Non ascoltare la televisione, Michele, se no siamo qua fino a mezzogiorno. Vai avanti. Mi ha cambiato la vita perché lei accoglieva tutti, di ogni religione, di ogni popolo, così, per la pace. Sì, lei accoglieva tutti, eliminava tutte le differenze, e il Vaticano l'ha chiamata pazza. Adesso ho capito. Ok Michele, grazie della telefonata, sei stato molto, molto chiaro, abbiamo capito cosa ti riferisci. Ecco, hai trovato la libertà in questa donna, dici tu, che si chiamava verme di terra. Allora, dottoressa De Bernardin, come commentiamo sia le parole della dottoressa Baiocchi di questa telefonata, ecco, questo centro molto importante che è anche la movida notturna, che lei ne sa qualcosa? Queste donne che non si sentono sicure quando escono? Allora, la prima prevenzione, questo riguarda tutti i fatti della vita, la vita intera. La prima prevenzione nasce dalla persona, da se stessi. Ogni persona deve essere consapevole dell'ambiente in cui si muove, dell'ambiente in cui vive, dei rischi che corre e adottare dei comportamenti consapevoli e di autoprotezione per quello che può fare. Detto questo, poi altri enti, lo Stato e altri enti sono responsabili chiaramente per la realizzazione di un ambiente sicuro dove vivere. Però la prevenzione, la protezione nasce sempre da una consapevolezza che deve avere ognuno di noi dei rischi che si possono correre. Io però, dottoressa De Bernardin, dico molte volte davanti alle telecamere che io mi sento una donna sicura nella mia città, nonostante anch'io abbia avuto dei percorsi non certo facili, ma mi sono capitati anche alle 15 del pomeriggio, non è che mi siano capitati di notte, forse mi sento anche più sicura di notte, perché sento che non è una città che mi crea problemi se esco. Dopo, per carità, può capitarmi quello che può capitarmi e dico sarò stata fortunata. Però non ho questa sensazione che la mia città sia così pericolosa. Forse grazie anche alle forze dell'ordine, perché lo devo dire. Inutile che ce la giriamo. Io ho un'amica che abita alla stazione proprio di Treviso, lei viene da Napoli e mi dice sempre: ma di cosa vi lamentate? Ma vi rendete conto di cosa vi lamentate? Forse perché, ecco, questo profondo nord molto chiuso non riesce a vedere un po' più in là, che non serve fare tanta strada, dico io, per vedere dove veramente non ti senti sicura, che devi avere le antenne quando esci. Ecco, io mi sento sicura nella mia città. Negli ultimi anni è stato declinato il concetto di sicurezza urbana, a cui concorrono non solo le forze di polizia, le pattuglie
girano per la città, ma tutti concorrono. La sicurezza urbana è l'illuminazione, la pulizia, dove si può anche una declinazione urbanistica diversa, e quindi molti enti concorrono a rendere una città più o meno sicura. Le forze di polizia chiaramente sono in prima linea perché sono presenti con le pattuglie, fanno un'analisi anche di quello che accade per incidere più o meno in determinate zone dove si possono creare delle criticità, e quindi tutte le forze di polizia e dell'ordine sono presenti e attive. Però molti concorrono a creare una città sicura, ma anche le persone che devono muoversi consapevoli dei rischi e comunque dell'ambiente in cui si muovono. Mi fa piacere che abbia detto questo, in effetti è quello che io sento e lo dico perché è inutile, cioè bisogna anche dire quello che si prova, per carità sarò una delle poche, però io lo dico sempre davanti alla telecamera che sono orgogliosa di Treviso e della mia città perché è una città sicura, dove anche a mezzanotte vado a casa in bicicletta, anche su vie non proprio affollate, però non ho questa sensazione. E non sentirsi sicure è una bellissima emozione che provo, veramente quando arrivo a casa magari mio marito meno, però io sono felice di vivere a Treviso e lo dico ancora una volta. Allora, dottoressa Baiocchi, come commenta? Lei sta sorridendo, dice cosa dice la Mirella, però è vero, io vivo in una città sicura e voglio trasmettere questo messaggio. Fa onore. Prego. Ti fa onore. Allora, cara, io ci tengo oggi che è una giornata particolare, no, a dare un messaggio ed è fondamentale. Intanto ti dico, per rispondere alla tua domanda, che la sicurezza è un qualcosa che viene costruito dall'esterno, perché ci sono in qualche modo, diciamo, delle organizzazioni che come c'è a Treviso, come tu senti a Treviso e in tantissime altre città, no? Che ti fanno sentire in qualche modo protetta, sapere che c'è chi ti può proteggere, ma soprattutto la sicurezza è un qualcosa che si conquista interiormente. Se interiormente non acquisisci una sicurezza in qualche modo non stai bene da nessuna parte, e questa, diciamo, conquista interiore fa parte di un'alfabetizzazione psicologica, di una padronanza della psiche che oggi a livello mondiale è assolutamente scarsa. Ora, tornando alla questione che dicevo prima, per contrastare in qualche modo la violenza, no? Che cosa bisogna fare? Che ti ho detto che c'è da fare tantissime cose a livello educativo. È vero che la violenza è una questione, diciamo, di affinare tutte le strategie legali, sociali, organizzative che ancora ne hanno da sistemarsi. È vero che dipende anche dallo stress, diciamo, delle disuguaglianze lavorative, dei problemi economici. Ok, ma il problema principale della violenza è all'interno della gestione delle relazioni. La violenza nasce nella convivenza, nel rapporto con l'altro, già nei piccoli momenti di vita, quando si deve gestire la diversità. Questa mappa della gestione della diversità in qualche modo deve essere bonificata. Una delle conseguenze della generale credenza tossica che la violenza sia unidirezionale, cioè prevalentemente, se non solamente, agita dall'uomo nei confronti della donna, e del non considerare che possa essere agita dalle donne e subita anche dagli uomini. Questa unidirezionalità tossica porta delle conseguenze terribili. Una delle conseguenze è, ad esempio, questa anticostituzionale discriminazione di cui oggi si macchia l'Italia, perché a causa di questa credenza si tutelano solo le donne. Tutti i finanziamenti sono per i centri di ascolto delle donne, e questa è discriminazione, perché le vittime di violenza sono anche gli uomini, sono anche le persone di qualsiasi altro genere. Io parlo degli uomini che sono in maggioranza, ok? E non vengono tutelati, e questa è discriminazione, è andare contro l'articolo 3 della Costituzione italiana, e questo
lo si fa per ignoranza, analfabetismo psicologico. Un'altra delle conseguenze terribili è a livello mediatico. I media, condizionati da questo, in qualche modo mettono in risalto solo e prevalentemente la vittima donna, ok? E prendono sotto gamba tutte le altre violenze in cui è coinvolta una donna violenta nei confronti di altre donne, nei confronti degli uomini. Ed ho una lista terribile, esiste una lista terribile a cui nessuno dà importanza. E altra grande conseguenza. Ferma dottoressa, perché abbiamo un'altra telefonata, sa come funziona? Abbiamo Sandra da Padova. Pronto? Pronto Mirella? Buongiorno. Ciao e buongiorno agli ospiti. Io sono d'accordo con la signora che ha parlato adesso, perché ha ragione. Io ho assistito in prima persona, fra vari amici, io non sono giovanissima, te l'ho già detto, che la donna umiliava il marito perché magari non aveva un lessico perfetto dell'italiano, perché non aveva un diploma o perché non aveva una laurea mentre lei ce l'aveva o ce l'ha. Allora, ha ragione, perché mettiamo tanto in risalto sempre le donne. È vero, le donne sono delle vittime, però è vero anche quello, il fatto psicologico della mia sicurezza. Io Sandra, io esco, Padova non è Treviso, perché io conosco Treviso e vorrei venire a abitare lì. Sarà più piccola, sarà più coccola, però ho sentito una sicurezza diversa da Padova, Mirella, purtroppo è così. Padova è più grande e c'è molta gente straniera e non sto qui a fare un coso politico perché non è... Sì, anche veloce perché sennò non ce la faccio, Sandra, vai. È vero, io esco sempre. È chiaro che non faccio il vicoletto del centro storico, perché io sono andata in centro dove non c'è nessuno, magari alle 4 del pomeriggio. Cerco di andare dove c'è un via vai di gente, dove che se facciamo le corna mi succede qualcosa, insomma qualcuno mi aiuterà. Mi sono comprato un fischietto antiviolenza. È un fischietto, Mirella, che io ce l'ho al collo quando esco. Che se fischio lo sentono a 300 metri. Allora bisogna anche cercare di cautelarsi, e do ragione e complimenti anche al questore, perché devo dire che scegliere un lavoro così devi avere, scusi il termine, deve avere, grazie Sandra, grazie. Certo che il 25 novembre, sabato 25 novembre, ecco, dare il favore grazie, dottoressa De Bernardini. Volevo dire una cosa, le norme penali puniscono comportamenti scorretti a prescindere dal sesso, quindi la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, le lesioni, le percosse e gli atti persecutori sono puniti allo stesso modo sia che la vittima sia un uomo o una donna. Certamente un unico reato, mi sembra uno dei pochi, riguarda delle condotte solo in danno di donne, ed è le mutilazioni genitali femminili. Però nella pratica, un po' per la fragilità fisica delle donne, io insomma mi sento di dire che nel confronto fisico tra un uomo e una donna generalmente la donna è più fragile. Nella pratica questi reati vedono più donne vittime, e quindi è chiaro che dobbiamo prenderci in carico questa situazione. Però questa differenza, questa discriminazione non la vedo, perché le norme penali tutelano sia uomini che donne. Ecco, questo volevo precisare. Soprattutto il numero, sì, dottoressa Baiocchi, però volevo anche ricordare, visto che ovvio è il 25 novembre, sono 106 femminicidi, dottoressa Baiocchi. Certo. I numeri sono numeri, cioè non è che possiamo toglierli o metterli a nostro piacimento, quelli sono, prego. Parliamo di tutto. Allora, la discriminazione, diciamo, tra virgolette legale, siamo d'accordo, ok? Io sto parlando della discriminazione del governo italiano nei confronti della tutela degli aiuti
bene, alle vittime. Il governo italiano non finanzia neanche un centesimo per centri di ascolto o l'attuazione di centri antiviolenza che in qualche modo accolgano anche gli uomini. Quindi questa è una discriminazione. Il punto di fondo su cui tutti in qualche modo si legano è la questione dei numeri, come anche adesso è venuta fuori. Allora, riguardo le statistiche, le donne di più e gli uomini di meno o quasi irrisori come vittime di violenza all'interno della relazione domestica, questa è una grandissima stoltezza. Vi spiego perché. Vi invito anche riguardo ai numeri in qualche modo ad andare ad ascoltare su TikTok quanto ha espresso il prefetto Messina, che riguardo ai numeri li ha molto di più ridimensionati, dicendo che i femminicidi sono 40, ma i numeri sono irrisori, possono essere 40, 400. Il punto è questo: primo, per parlare di numeri, le donne sono di più degli uomini, bisogna prima di tutto aver fatto delle statistiche con strumenti standardizzati, ok, anche per indagare la violenza che gli uomini subiscono all'interno della relazione affettiva e domestiche. Statistiche che non esistono, quindi come si può comparare qualcosa con un dato che non esiste? Bene, quindi prima si fanno le statistiche e dopo si potrà dire... Dottoressa Baiocchi, ma mette in discussione i 106 femminicidi? Certo, assolutamente, ma non mi interessano i numeri, possono anche essere 4.600. Quello che ti dico, il questore Messina ha parlato di 40 femminicidi, tutti gli altri sono omicidi, assassini di persone, ma comunque non ce ne fregano i numeri, e questo, fammi dire questo per favore, cara Mirella. Il problema dei numeri è una stoltezza, perché? Perché anche quando si farà una comparazione standardizzata tra statistiche sugli uomini e sulle donne, anche quando ci sarà, e verrà fuori che le donne sono maggiormente vittime rispetto agli uomini, anche in quel momento i numeri fanno ridere. Perché? Perché la minoranza statistica che non ha diritto alla tutela e all'accoglimento è una discriminazione. Questa discriminazione delle eventuali minoranze statistiche si fa solo nell'ambito della violenza. Se lo facessimo nell'ambito medico, cioè che le sclerosi a placche, dato che sono minori dei cancri, non vengono aiutati e non c'è nessun gruppo che li aiuta, noi faremmo una guerra nucleare. Quindi l'analfabetismo psicologico condiziona le menti. L'abbiamo capito benissimo, il pensiero giustamente ha detto anche sono controcorrente, lo sapevo benissimo, ma è giusto anche dare voce anche alla controcorrente per capire che forse è una corrente diversa. Abbiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno a tutte. Ecco, oggi è una brutta giornata per le donne, della violenza sulle donne, e volevo dire che vede tanti uomini che bevono troppo, e quando bevono troppo fanno un macello a casa con la donna, e anche le donne bevono perché quando hanno preso uno schiaffo loro per stare tranquille bevono un bicchiere, e dopo di uno anche due, e dopo viene fuori la guerra. Grazie Mirella, abbiamo sentito anche le riflessioni di Mirella da Riese. Quello che veramente vorrei capire oggi è se questo movimento è un movimento che deve capire che deve continuare anche nei prossimi giorni. Ecco, queste antenne che devono essere assolutamente, ma assolutamente sempre molto vigili. Cosa dice dottoressa? Che non si cali il sipario, perché veramente allora non serve a niente. Ecco, questa scarpa con tacco 18 che non sopporto, che forse metterei la ballerina o la scarpa da ginnastica, che è quella che portiamo tutti i giorni, che non vogliamo provocare. Anche il primo messaggio è stato devastante a mio avviso, chissà perché il tacco 18 quando veramente lo portiamo quasi niente ormai, ma bensì corriamo tutti i giorni. Prego dottoressa. Occorre tenere alta l'attenzione. In questi ultimi decenni abbiamo visto grandi riforme normative. La legislazione penale attualmente è
è molto forte, è molto protettiva e riesce a intervenire efficacemente dal punto di vista penale. A questo si è affiancato un procedimento, una serie di procedimenti amministrativi, dando proprio al questore il potere dell'ammonimento anche nei casi di violenza domestica, e sono provvedimenti che anticipano l'intervento di tutela prima ancora di un'eventuale denuncia, querela, anche nel caso di violenza domestica, quando non c'è denuncia da parte della vittima, ma quando arriva al questore una segnalazione che non sia anonima, ma che ha diritto ad avere l'anonimato nel procedimento, quindi consente di intervenire ammonendo, diffidando la persona dal continuare quel comportamento. È un primo intervento che in una grande percentuale di casi si rivela efficace per interrompere le condotte. Quindi volevo dire, la normativa è andata avanti e sta andando avanti, è una costruzione continua, tant'è che di pochi giorni l'ultima legge che è intervenuta chiudendo quelle falle che la stessa magistratura aveva ravvisato nella precedente legge. Quindi la costruzione normativa è continua e abbiamo visto dall'eliminazione di reati, retaggio della cultura patriarcale, alla individuazione di strumenti di tutela, misure cautelari, rafforzamento di pene, poteri amministrativi del questore, quindi si sta andando avanti. Cosa manca? Manca la cultura, manca innanzitutto la consapevolezza delle donne di cos'è la violenza, di essere oggetto di violenza. E l'attività formativa, giornate come queste, convegni, ecco, in questi anni ho visto crescere, non solo in questo periodo, ma un po' durante tutto l'anno, tante iniziative da parte di tutte le componenti sociali, quindi tenere alta l'attenzione per far sentire le donne non sole, ma parte di una comunità che le protegge. E poi la cultura, la scuola, sono banalità che tutti dicono, ma che sono fondamentali. La famiglia, la scuola, la formazione continua, la rete, la connessione tra tutte le componenti sociali, private, pubbliche, per costruire un ambiente sicuro, ma anche delle procedure per proteggere le donne dal primo momento in cui sentono di aver bisogno, fino poi al post, al dopo anche le condanne. Le riforme normative, cioè solo a elencarle ci metteremo tanto tempo, sono state grandissime. Per rispondere alla dottoressa è stato previsto normativamente la raccolta dei dati, proprio perché ci si è accorti che bisogna avere un campo sicuro e certo di dati statistici per poter orientare l'attività normativa anche. E mi sembra che in una delle ultime leggi sono state proprio emanate norme per la raccolta statistica dei dati, e quindi l'esigenza di cui parlava la dottoressa è effettivamente alla base poi della costruzione della politica di tutela delle persone fragili. Allora, io ho avuto un ospite che vorrei veramente far sentire la nostra vicinanza, dottoressa De Bernardin. Non farò nome, non farò vedere video, ma voglio far capire che siamo molto vicini, che è una violenza psicologica che subiscono queste donne, questi genitori, nella perdita dei loro figli. Ecco, le istituzioni dovrebbero essere, a mio avviso, anche più vicine a questo ascolto, a queste mamme che si dicono disperate perché perdere un figlio è un dolore talmente grande, immane, che non si rimarginerà mai, però che credono nelle istituzioni, pensate, nell'ascolto delle istituzioni. Basta una parola, non vogliono soldi, non vogliono
niente, vogliono solo un ascolto, far capire che l'istituzione è presente. Questo glielo dico, dottoressa De Bernardini, per far capire quanto importanti siete per il cittadino, quanto contano sull'ascolto del cittadino. Per questo io ho aperto questa mattina la trasmissione con lei dicendo l'importanza di questa accoglienza che avete fatto negli uffici, questa sensibilità che avete avuto. Ecco, forse è il momento di far capire che anche le istituzioni devono avere un dopo, che è questo ascolto di questo genitore che ha perso questo adorato figlio, che non ritornerà più, che secondo loro la giustizia non è quella che si aspettavano, perché sta cambiando in continuazione, l'ha detto anche lei, si cerca sempre di migliorare per cercare di arrivare al dunque, che è questa la certezza della pena che ancora non c'è e non si sente, ma soprattutto l'importanza, io questa mattina glielo rinnovo, dell'ascolto delle istituzioni. Ecco, questa mamma chiede, ecco, ascoltatemi, fatemi un colpo di telefono, io avrei piacere di ascoltare questo ascolto nonostante tutto. Prego, dottoressa. Ha ragione. Le istituzioni sono al servizio della collettività e devono intercettare i bisogni della collettività. Tante volte si parla di paradosso sicuritario quando si dice che la percezione di sicurezza non è conforme alla sicurezza reale, però i cittadini esprimono dei bisogni e sta alle istituzioni intercettare e rispondere ai bisogni che esprimono. Ha perfettamente ragione. Però vorrei dire una cosa, e questo riguarda la nostra azione quotidiana. Anche al nostro interno c'è una continua ricerca di strumenti per essere vicini alle persone quando si fanno gli interventi, per accoglierle e per stare vicino alle persone nei momenti più tragici della vita. È un percorso, sono state fatte delle linee guida per il personale che interviene in vari ambiti, in varie criticità, ed è un'azione continua al nostro interno. Quello che dice è vero, dobbiamo porci questo obiettivo di essere sempre vicino ai bisogni delle persone e di intercettare. Io penso, dottoressa De Bernardini, e lo dico anche alla dottoressa Baiocchi, che è molto importante questo sfogo di questa mamma, una tra le tante, che capisce l'importanza dell'istituzione. Nonostante questa tragicità, capisce quanto è importante, e questo lo dico anche alla politica, che ci siano delle istituzioni efficienti. Ecco, che dovete investire sulle istituzioni per dar sì a queste istituzioni la possibilità di arrivare a queste famiglie, a questi genitori. Quel papà che mi dice, sai Mirella, che fa parte dei familiari vittime della strada, io quando preparo la tavola, la preparo sempre anche per mio figlio, nonostante sia una vita che non c'è più, perché spero sempre che da quella porta lui entri. Ecco, queste istituzioni devono capire che devono investire, dare la possibilità alla dottoressa Bernardini, a tutte quelle che veramente operano per migliorare questa disperazione che non passerà mai perché cambia la vita della famiglia, del genitore. Devono investire su questo, è il cittadino che ve lo chiede, è il cittadino che vi elegge, che vi dice per cortesia fate questo. Per noi sono importanti le istituzioni, gli anziani che mi chiamano dottoressa e che mi dicono quando vedo la divisa mi sento sicura. Ecco, ho piacere di vedere una divisa perché so che quella divisa mi protegge. Capisce l'importanza di queste telefonate, che io ho l'onore di averla ospite, ma che lei deve sapere quello che arriva anche dal popolo, perché io ascolto il popolo, perché il popolo è quello che veramente poi diventa lo Stato, che lo Stato siamo noi e siamo molto deboli. Siamo deboli perché non si investe. Cosa dice dottoressa Bernardini? Poi passiamo anche alla dottoressa Baiocchi. Dico che ci deve essere un rapporto di fiducia tra istituzione e cittadino. Noi, come dicevo prima, siamo al servizio della collettività e
cerchiamo di soddisfare tutti i bisogni. Certo, non possiamo mettere un poliziotto, un carabiniere sotto ogni casa e vicino a una persona, però tutto il personale lavora con abnegazione e cerchiamo di soddisfare tutti i bisogni con le forze che abbiamo, però ci mettiamo impegno. E mi fa molto piacere. Abbiamo Luciano da Desenzano. Dottoressa Baiocchi sarà felice con Luciano. Sentirà Luciano. Prego Luciano, io so già. Prego Luciano. Mirella, buongiorno. Buongiorno. Al signor Questore. Signor Questore, io tra parentesi ho una domanda molto semplice. 17 mesi fa, Mirella aiutami, perché a Verona o Padova uno straniero uccide la ex moglie, il fidanzato italiano, Mirella l'ho sentito in questa settimana 2 o 3 volte, Daniele, adesso non mi ricordo più il nome, niente, questo era già stato in galera mi sembra, no? Questo uomo uccide la ex moglie lì per la strada, se c'era anche il fidanzato uccideva anche lui, uccide la brasiliana di 38 sulla macchina, butta bombe a mano lì sulla tangenziale, no? E signor Questore, io non mi ricordo il Questore, il capo lì della polizia o il prefetto, ha detto queste parole, Mirella: abbiamo fatto tutto quel che potevamo, ma è lì il punto, quest'uomo violento, stato in carcere, doveva essere controllato, non dico tutti i giorni, ma dovevano vedere se lavorava, che vita faceva. Mirella non lavorava, bombe a mano, signor Questore, gli mancava il mitra, gli mancava, e anche Mirella, anche qua a Brescia, hanno fatto 10 denunce, no? 10 denunce, poi vengono uccise e poi la violenza, lo sai Mirella come la penso, la violenza non è una sola. Qua ha travagliato 5 km da Brescia, c'è un giovane che avrà 45 anni adesso, dai 30 adesso è cieco invalido al 100% per l'acido della fidanzata. Devono essere controllati gli uomini e anche le donne violente. L'ultimo, Mirella, ho letto qualche giorno fa, 48 bimbi in Italia nel 2023 uccisi dalle mamme. Una a Bergamo ne ha uccisi 2 in un anno, uno di 4 mesi che pensavano morto di notte, no? E l'altro qualche mese fa invece le ha uccise tutte e 2. Va bene, vi saluto, auguri, buongiorno. Ma ciao Luciano. Grazie. Ciao, allora sentiamo il Questore, poi sentiamo la dottoressa Baiocchi che ha capito perché le ho detto che perché Luciano dice ci sono molte donne che invece fanno molto male agli uomini e lui è uno di questi perché l'ha anche dichiarato nelle precedenti telefonate. Allora dottoressa, come risponde? Dovete, ma... Siamo in uno Stato di diritto, esistono delle norme e quindi le applichiamo. Il rischio zero non esiste e quindi c'è sempre la possibilità che una persona, magari anche dopo la condanna e l'espiazione della pena, esca e reiteri i reati, adesso non so se questo è il caso. Però la normativa si sta evolvendo, ad esempio sono stati introdotti degli obblighi di informazione alle vittime dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti, informazione ad esempio di quando l'autore del reato viene scarcerato oppure dell'esito del procedimento. Quindi la normativa si sta continuamente evolvendo per creare un sistema perfetto, insomma più perfetto possibile di tutela. Però stando coi piedi per terra il rischio zero comunque non esiste in alcuna attività umana. E nel suo posto? Ma lo sforzo normativo, lo sforzo anche di azione della rete di tutte le componenti della società in questa materia ha portato, insomma, ha avuto grande
efficacia, diciamo. Cioè, di passi avanti stanno tentando di fare per migliorare queste normative. È un lavoro continuo, come esatto. vedete l'ultima legge è stata approvata pochi giorni fa e Però quindi è un lavoro continuo. Dottoressa, che bisogna anche che investano, perché la sicurezza del cittadino dovrebbe essere al primo posto, è una sicurezza che ormai è diventata una priorità anche perché siamo un popolo che sta invecchiando e questa priorità va assolutamente ascoltata dalla politica. Poi io avrò dopo di lei l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi e perciò cercherò di portare avanti questo investire sulla sicurezza, che è la sicurezza sociale che è a 360 gradi. Perciò vuol dire sanità, vuol dire sicurezza pubblica, vuol dire scuola, vuol dire famiglia. Perciò devono investire e dargli più possibilità di arrivare vicino a queste famiglie che già con queste disgrazie la loro vita è distrutta. Dottoressa Baiocchi, come ci saluta veloce perché sono proprio in chiusura, prego. Allora, prima cosa che dico è che faccio i complimenti al nostro questore e a tutta l'Arma della Polizia, che conosco benissimo che la loro mentalità è una mentalità inclusiva, riguardo anche alle statistiche di cui parlava. Primo, lo conosco in prima persona perché mio marito è poliziotto, ma secondo lo conosco perché diciamo per la mia esperienza sul campo. Una cosa mi viene diciamo da esporre, dato che c'è il questore, c'è una piccola falla dove forse si potrebbe in qualche modo migliorare, cioè nel momento in cui gli uomini vengono a fare denuncia di essere vittime di diciamo di violenza verbale, fisica eccetera da parte di donne, perché gli uomini non denunciano a causa di una mentalità, questo è un altro dei motivi per cui in qualche modo diciamo non vengono a galla, ma quando vanno, siccome io gestisco un centro antiviolenza per uomini perché per le donne già ci sono, altrimenti si chiama centro antiviolenza inclusivo di tutte le vittime. Li abbiamo anche qua, dottoressa? Sì, Li abbiamo anche qua i centri per gli uomini, cambiamento maschile? No, mi dispiace, tu parli di centri per rieducare gli uomini violenti, io non parlo di quelli, i centri per rieducare devono essere per le persone violente, non solo per gli uomini, ed io in qualche modo ho instaurato in Italia il primo centro per rieducazione di tutti i violenti, ma io parlo di centri antiviolenza per uomini che vanno a chiedere aiuto quando sono vittime di violenza. Siamo al 3° anno, abbiamo il 3° report e la gran parte di loro, e questo è il messaggio al questore dove forse ci può dare un piccola mano, denunciano troppe volte che quando hanno il coraggio di andare a chiamare, a denunciare alle forze dell'ordine, chi accoglie la loro domanda in qualche modo tende a sminuire, tende a far soprassedere a causa del condizionamento che un uomo non può essere vittima, che uno schiaffo e delle spinte subite sono niente se lo subisce l'uomo. Questo è un ambito in cui si può fare un giro di chiave, perché chi accoglie le denunce non ha il dovere e il diritto di decidere se devo chi chiudere, denuncia dottoressa, devo chiudere perché ho forato. Rispondo però. Grazie, però risponde subito la dottoressa De Bernardì. Noi abbiamo l'obbligo di prendere le denunce, quindi anche se vengono a denunciarci che un asino vola, dobbiamo prenderla. No, noi abbiamo, è un nostro dovere assumere le denunce di tutti i cittadini e quindi ho sempre cura di dare questa direttiva e ricordare ai miei collaboratori che le prendano che noi dobbiamo prendere tutte le denunce. Dottoressa De Bernardin, grazie. Prima di lasciarci, che appello vuole fare? Io ricordo che oggi, sabato 25 novembre, è una giornata che dovrebbe far riflettere le persone, diciamo così, tutte le persone, non facciamo discriminazioni, proprio per cercare di migliorare la nostra qualità di vita e fare soprattutto comunità. Prego, dottoressa. Sì, oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, però ecco, la violenza è violenza contro tutti, ma oggi si parla di donne. Noi siamo presenti con la campagna Questo non amore in tutte le piazze d'Italia, siamo presenti anche oggi in Piazza dei Signori a Treviso, dove
i miei collaboratori sono lì per ascoltare e per dare consigli. Per dare consigli, eccolo qua, lo facciamo anche vedere. Dare consigli per le donne che vogliono chiedere aiuto e vogliono affrancarsi da episodi di violenza. Ci sono molti strumenti per chiedere aiuto, si può fare un numero di emergenza delle forze di polizia, 112, 113, si può chiamare il numero 1522 creato dalla Presidenza del Consiglio, che è attivo 24 ore al giorno, dove ci sono operatori specializzati che possono indirizzare le persone che vogliono chiedere consigli, aiuto. Ci sono molti strumenti, ci sono i centri antiviolenza, c'è persino un'app, l'app YouPol, che può essere scaricata su qualsiasi dispositivo, nata un po' di anni fa per segnalare episodi di bullismo e spaccio di stupefacenti, ma dal 2019 anche per segnalare dei casi di violenza domestica, dove qualsiasi persona può chattare con la sala operativa della questura per segnalare episodi di violenza domestica. I nostri uffici sono sempre aperti per qualsiasi persona che voglia chiedere informazioni, denunciare i fatti. Certo, se si vuole denunciare un fatto non lo si può fare con un'app, bisogna affidarsi a una forza di polizia che assuma la denuncia e inizi quel percorso di affrancamento che è magari lungo, che è doloroso, ma indispensabile per uscire dalla violenza. Io ringrazio veramente la dottoressa Manuela De Bernardin Stadoan per essere stata con noi, perché si è confrontata con voi, cosa non facile anche per lei, perché con gli impegni che ha veramente metterci la faccia non è sempre, non sai mai che domanda arrivi, ma si è fidata di Sveglia Veneti, si è fidata di questa trasmissione e forse ha capito l'importanza di confrontarsi, di sentire le persone che magari non arrivano direttamente per vari motivi, ma che è la voce del popolo, che è quella più fragile e indifesa. Perciò grazie, a nome di tutti le regalo questa rosa che è veramente una rosa importante perché ricorda anche la piccola Giulia e le tante Giulie che non ci sono più. Un grande veramente grazie dottoressa, grazie anche alla dottoressa Baiocchi e noi ci sentiamo tra pochissimo. Pubblicità. Suonano il campanello per i voti e dopo tanti saluti e baci. Io ho scritto una mail alla Meloni, l'ho riscritta, sono 2 mesi e mezzo che aspetto una risposta, io non l'ho avuta. E mi sono permessa di disturbarla, tra virgolette, perché lei per prima aveva postato un commento sull'incidente di Davide, appunto dicendo che il ragazzo che l'ha investito non si meritava di portare la divisa del poliziotto, che infangava un corpo che comunque è sempre in prima linea, che aiuta, che questo, che quello, ma alla fine anche lei non mi ha dimostrato niente, proprio si chiude un sipario. E come regione è arrivato qualcosa? Io non ho avuto da nessuno mi ha detto signora guardi, le sono vicino, non posso far niente, nessuno mi ha mai chiamato, nessuno. Anche perché è un'istituzione, stiamo parlando di un poliziotto. Nessuno. Abbiamo scritto anche al questore, l'avvocato ha scritto una lettera proprio al questore, ma non ho mai avuto una risposta. Allora, vi presento subito altri 2 graditi ospiti. Abbiamo in presenza l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi, che ringrazio veramente per essere qui a fianco anche di Mirella oggi, una mattinata molto difficile, sarà una mattinata molto lunga anche per lei onorevole, ma sono sicura che lei è sempre presente, quello lo devo dire. E Mirella, se permette, sono onorata di essere qui questa mattina
perché apprezzo l'umanità e l'impegno concreto che lei ci mette nel portare alla luce purtroppo le calamità piuttosto che le necessità delle nostre comunità. E l'apprezzo e riesce ad avere quell'empatia che è determinante proprio per l'affido che abbiamo, che le persone hanno con lei. Si sentono serenamente protette e tutelate. Grazie. E la ringrazio. Onorevole, ringrazio veramente per queste parole che mi fanno piacere, perché che ce la metta tutta, questo è vero, e che cerca di sollevare i problemi che altri mettono sotto il tappeto, è vero, però la forza me la dà questa grande famiglia di Rete Veneta, di Sveglia Veneti, che mi supporta e mi aiuta. Saluto anche Emanuela Gianetti, questa artista di arte contemporanea. Grazie. Ciao, Emanuela, veramente di essere qui, perché anche lei ce la sta mettendo tutta per far capire l'importanza di essere vicina alle donne. Ecco, questa artista che sta cercando anche con i suoi quadri di trasmettere la fragilità della donna, ecco, queste fragilità che non vengono ascoltate. Veramente grazie Emanuela Gianetti. Grazie a voi. Grazie, partirei proprio dall'onorevole Marchetto Aliprandi per capire anche come mai non funziona questo ascolto, questa mamma che dice ma come, le istituzioni che per me sono importanti. Pensate, lo dicevo anche al questore onorevole, l'importanza per il cittadino dell'istituzione, di essere ascoltato, che l'istituzione risponda, sai mi ha scritto subito, mi ha dato risposta, oppure non lo sento, non ho risposta, ma questa mamma merita una risposta, perché la Premier si era fatta sentire su questo caso, aveva detto, perciò io la prego di far sì che questa mamma abbia questo ascolto, chiede solo l'ascolto, non chiede soldi, non chiede niente, l'ascolto dell'istituzione. Prego onorevole. Mirella, io sono altrettanto come lei impegnata proprio per fare da ponte tra le necessità del territorio e portare la voce al governo in Parlamento. Mi sorprende questo e mi impegno con la massima determinazione di far giungere al nostro Presidente l'appello di questa mamma, Presidente che ho visto anche ieri a Verona, dove è stato firmato un patto molto importante e di alto riconoscimento di collaborazione tra Stato e Regione Veneto, e sarà senz'altro contattata, do la mia parola, e quando la mia parola è più di una firma, ve l'ho dimostrato negli anni, vicinissima a questa mamma. E altrettanto sono mamma e nonna anch'io, quindi emotivamente coinvolta, non conoscevo questo denuncio, ecco, la non conoscenza di questo fatto, ma ecco, per le forze dell'ordine che sono un nostro punto di riferimento, veramente ci tutelano, sprezzando proprio la loro vita. E purtroppo anche loro mi diceva prima che purtroppo era in preda all'alcol, questa persona, sono esseri umani, questo non dovrebbe, non deve succedere. Mi farò parte diligente proprio in questa. Guardi che con questo governo la famiglia, l'interesse per la donna, è stato ribadito anche ieri dalla nostra Premier, è fra le priorità, e già prima della determinazione al Senato della legge avevamo votato alla Camera all'unanimità la legge proprio a tutela della donna. Io penso che ci sia il rispetto, ci debba essere, è alla base di ogni civile convivenza. Allora, prima di dare la parola a Emanuela Gianetti, sentiamo Fabio da Padova. Ciao Fabio. Ciao Mirella, saluti a tutti. Senti, no, volevo solo dire che io, come sai, sono invalido, sì, non dalla nascita ma dal vaccino antipolio, che non sono mai stato risarcito tra l'altro, e io i più grossi imbrogli e fregature ancora oggi le ho ricevute dallo Stato e dalle sue istituzioni. Allora, ad esempio, l'articolo 38
della Costituzione italiana dice che un invalido ha diritto di essere mantenuto dallo Stato. Cosa succede? L'INPS dà 280 euro al mese, che non è un mantenimento. Ecco, il mio amico è morto nel 2018 di stenti. Allora io queste cose le ho denunciate anche al Presidente Mattarella. Mai avuto una risposta seria. Sai cosa mi hanno risposto? Mi hanno risposto: abbiamo interessato alla prefettura. La prefettura che vuoi che faccia? Non è il garante della Costituzione, non è Mattarella. Penso che sia lui, no? Ecco. Non è un muro di gomma, capisci? Ecco. Quindi le violenze le persone le subiscono, che siano maschi o femmine, le subiscono in questo caso dallo Stato italiano, non da uno che passa per strada. Ecco, questa è una cosa vergognosa. Io ho le prove, e ve l'ho detto più volte, che l'INPS truffa gli invalidi. Ecco, sì, me l'hai detto e non è così semplice come pensi, Fabio, di riuscire ad arrivare. Comunque adesso sentiamo cosa dice l'onorevole Alibrandi. Grazie Fabio, però prima diamo la parola, prima di rispondere al nostro Fabio da Padova che merita una risposta, anche alla nostra Emanuela Gianetti, artista di arte contemporanea. Vediamo cosa ne pensa di questa giornata molto importante, una giornata internazionale che riguarda proprio la fragilità delle donne e soprattutto questi femminicidi, 106. L'avvocato che ho avuto prima, Antonio Maria La Scala, ha detto: se non cambia chissà il prossimo anno ne vedremo di più, ed era molto pessimista. Prego Emanuela. Sì, infatti prima ho ascoltato proprio l'avvocato Antonio Maria La Scala, sono pienamente d'accordo con lui. È giusto sì parlarne, panchine rosse, scarpe rosse, però bisogna appunto fare fatti e bisogna insegnare, e bisogna che le donne capiscano che al primo atto di violenza, che può essere psicologica o fisica, devono denunciare e allontanare questo amore che è sicuramente malato. Questo amore malato è come una dipendenza da una sostanza stupefacente. È questo che succede, perché questi uomini non sono sempre violenti, hanno dei picchi, cioè sono dolcissimi, poi improvvisamente hanno queste modalità molto violente verso la donna. Esattamente, e questo crea dipendenza nella donna innamorata, no? Perché quando si è innamorate si sviluppano a livello chimico diversi ormoni, no? L'ossitocina, la serotonina, e quindi queste donne hanno difficoltà. Allora, a lasciarli, quello che io dico è: la prima cosa che dovete capire nel momento in cui un uomo manca di rispetto urlando o alzando un solo dito, non solo su una donna ma anche sul prossimo, va allontanato subito. Manuela, scusa se accelero, ma dietro di te io vedo un quadro. Cosa raffigura? Sì. Cosa hai fatto? Ecco, perché io vedo una donna. Sì. Allora, questo quadro appartiene adesso a un professionista, perché l'ho venduto, ma mi ha chiesto di portarlo come simbolo, no? Per i femminicidi. E quel quadro l'ho intitolato La danzatrice. Diciamo che è una donna, come vedete, che si eleva verso l'alto, verso il chiaro, non so se si nota dalla telecamera, che è la purezza, la semplicità, la sensibilità. In basso schiaccia come un gatto con degli occhi quasi demoniaci, ed è questo gatto qua, vedete quelle fissure bianche, no? E questo è il gatto nero. Praticamente, volutamente l'ho fatto appunto brutto, un po' come la Madonna schiaccia come metafora, no? Il serpente, cioè il demonio, lo stesso la donna schiaccia il male che è rappresentato da questi uomini che appunto maltrattano,
e si staccano da questa dipendenza per poi riuscire a elevarsi verso l'alto, cioè a essere se stesse e consapevoli delle proprie capacità, e soprattutto devono imparare a volersi bene. Prima di tutto vengono se stesse e i loro figli. Però non è brutto, Emanuela, per me è profondo, cioè la profondità proprio dell'animo umano. Questo ti fa riflettere quando tu lo guardi. Ecco, noi lo vediamo così e così perché purtroppo tramite Skype non è, esatto. Però la sensazione della profondità di questo quadro che tu hai dipinto, di questa donna che cerca con gran fatica ma di elevarsi, con questo gatto nero che però cerca veramente di aggredirla con questi artigli, ecco, i famosi artigli. Onorevole, come commenta questo bellissimo quadro di Emanuela Gianetti? Si stenta un po' a vederlo, proprio come diceva lei. Comunque prevenzione e tempestività. Queste sono state ribadite anche dalla nuova legge Roccella, è proprio appunto derivante dall'accordo in Senato, dove è sottolineata la necessità che la donna si apra, parli, non si tenga, non pensi di riuscire da sola, perché tutti abbiamo il dovere di aiutarci l'uno con l'altro. E se permette, io le leggo un attimino, anche per informativa delle persone che ci ascoltano, un tratto di questa legge. Il governo si impegna a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo-sentimentale che rende gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni, al fine di creare le condizioni per rapporti umani, sentimentali e familiari più sani ed equilibrati. Questo cosa vuol dire? Io penso anche ai figli che rimangono, ai figli orfani, doppiamente orfani, perché orfani della mamma e orfani del papà, perché li ha pure messi al mondo. Quindi anche su questo versante bisogna molto insistere e supportare. Io ripeto che la prima educazione avviene nella famiglia, responsabilmente quando si parla di genitori responsabili. Anch'io sono mamma di 3 figli, riconosco di essere stata una mamma severa, anch'io ho ricevuto un'educazione severa, però diciamo non ci sono mai state differenze di genere. Ecco, io vorrei che ci fosse, perché il rispetto deve avvenire nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nello sport, in ogni manifestazione nostra quotidiana. Quindi io ritengo opportuno anche che i genitori debbano acconsentire o rifiutare certe richieste dei figli, però sempre motivandole nel consenso, nell'assenso e nel diniego, per renderli proprio più responsabili delle loro azioni. Io ero solita dire, ma i miei figli sono mamma e papà di famiglia, ma che qualsiasi cosa avessero combinato, la porta di casa nostra non sarebbe mai stata né sprangata né spalancata, ma socchiusa, per far capire loro in maniera adeguata, risottolineando le responsabilità, che una famiglia deve essere un porto sicuro. I ragazzi, proprio nell'età evolutiva, devono avere una famiglia alle spalle, sentirsi, non dico protetti, ma tutelati, proprio perché educare vuol dire condurre fuori da quell'età informe. Certo. E se mi permette, Mirella, faccio parte anche della Commissione Interparlamentare Infanzia e Adolescenza e abbiamo audito professori che parlano proprio della fragilità e delle emotività sbagliate anche dei ragazzi. Io penso che questi ragazzi che hanno visto certe scene, che hanno subito traumi che saranno indelebili nella loro vita, non possiamo poi pensare che non ne risentano, non si ripercuotono anche nelle loro azioni future, quali magari dipendenza o gesti sconsiderati. Ecco, quindi la società siamo in tanti e tutti abbiamo il dovere di renderci partecipi e di supportarci, ripeto, perché la passione che mettiamo nelle nostre azioni, sento, soffro, ecco, deve essere univoca. Ne danno prova anche i
ministeri, la simbiosi che c'è tra il Ministero dell'Educazione, della Salute, della scuola. Proprio parlavo ieri con il Ministro Nordio che ci sarà un volumetto proprio per far capire, per sensibilizzare ad ogni livello scolastico la necessità del rispetto, perché non si è uomini perché si è forti, perché si grida. È logico, l'uomo naturalmente, biologicamente è più forte di una donna, perché la nostra configurazione fisica ce lo dice, e anche se una donna potesse anche far corsi di difesa personale, poi l'inaspettato non c'è difesa che possa però, tenere. Onorevole, mi scusi, è vero quello che dice lei, che siamo più fragili per quanto riguarda la forza fisica, ma come forza psicologica li battiamo ma veramente abbiamo dei numeri incredibili, cioè non riusciranno mai ad avere la resistenza che abbiamo noi, ma soprattutto io quello che adesso le farò vedere è questa violenza che facciamo a questi genitori, a quei bravi anche, perché ci sono bravi genitori e meno bravi genitori. Facciamo violenza a quelli bravi, quelli che hanno cercato di dare valore, rispetto ai loro figli, che hanno cercato di crescere anche in un clima sereno, e là la politica colpisce perché non dà all'ascolto. Andiamo a vedere cosa dice questa mamma e cosa è successo a questa povera mamma che ha avuto il coraggio di metterci la faccia e di raccontare. Andiamo a vedere proprio questo servizio. Davide Pavan, spese pulizia strada. Io non dovevo ricevere quella fattura. Io, inteso come mia famiglia, non dovevamo ricevere la fattura che indicava il pagamento della pulizia della strada di un incidente che non ha causato mio figlio. 183 euro per rimuovere i rottami dello scooter del figlio e lavar via il sangue dall'asfalto alla famiglia di Davide Pavani, il 17enne morto l'8 maggio del 2022 a Paese, travolto dall'auto dell'agente di polizia 31enne Samuel Seno. È toccata anche questa beffa, come la definisce mamma Barbara Vedelago, vedersi recapitare il conto dopo che il loro figlio è stato falciato sulla strada da un automobilista che, in stato di ebbrezza, correndo troppo forte, ha invaso la corsia opposta. Il patteggiamento 4 giorni fa, 3 anni e mezzo la pena, come si fosse trattato, dicono Barbara e i suoi legali, gli avvocati Davide Favotto e Elisa Caldato, di un incidente qualsiasi, privo degli elementi di gravità che sono invece emersi. 16 mesi per sapere che non fa un giorno di carcere, non ha pagato niente, alla fine lui non ha pagato niente. Ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta Barbara, che in tribunale ha incontrato faccia a faccia il poliziotto responsabile dell'incidente. Voleva chiedergli degli ultimi 5 minuti di vita di Davide, sapere, dice, se mio figlio là era da solo oppure no. Dal momento dell'impatto a quando sono arrivati i primi soccorritori, l'ha visto soltanto lui praticamente, e io avevo bisogno di sapere se Davide in qualche modo aveva fatto un rantolo, mosso una mano, piuttosto che... e solo lui poteva darmi la risposta. Com'è stato incontrarlo, signora? Devastante. Come ho già detto, da parte di entrambi sicuramente, per 2 motivi diversi, ma da entrambi. Il 31enne le ha chiesto scusa, non perdono. Per quello, dice la mamma di Davide, ci vorrà del tempo. Quando un giorno avrà la sua famiglia, i suoi figli, li amerà in modo incondizionato e guardandoli negli occhi saprà cosa forse in qualche modo può rendersi conto cosa può aver provocato alla mia famiglia, e allora a quel punto può suonarmi il campanello e io deciderò. Nessuno riporterà indietro Davide, prosegue Barbara, che si è fatta tatuare il nome del figlio sull'avambraccio con la scritta "La mia stella nel cuore". Quando è che se l'è fatta? A Natale. Così Davide qui sempre con sé. Sotto la pelle è diverso, perché è con me, ma qua è sotto la pelle anche.
Davide, che sulla patta della moto aveva il numero 805, l'8 del 5, dice la mamma, la data della sua morte. Un destino feroce che questa famiglia cerca di affrontare con coraggio, e Barbara spiega perché. Io a casa ho Nicola. L'altro figlio? Sì, e ho il dovere di insegnargli come si affrontano le cose con il cuore e fino in fondo. Allora, prima lasciamo che l'onorevole Marchetto Aliprandi si riprenda da questo shock, perché come mamma e come donna l'ho sentito, l'ha vissuto proprio. Ecco, Manuela Gianetti, cosa vorresti dire a questa mamma? Che quadro faresti a questa mamma per far capire quanto dolore, il dopo che è peggio ancora del prima? Perché il primo sei confusa, non riesci a mettere a fuoco, ma il dopo, non vedere più tuo figlio, non ci sarà più, e lei vuole l'ascolto delle istituzioni. Basta l'ascolto, essere viva. Prego Manuela. Guarda, anch'io sono mamma, quindi mi sono immedesimata tantissimo. Mi sono venute prima le lacrime agli occhi quando ascoltavo. Chiedere essere ascoltata dalle istituzioni, non lo so, credo sia difficile, perché vedi come è andata a finire, cosa hanno dato 3 anni a questa persona, a questo poliziotto, quindi io pagare credo la che lei fattura della polizia della strada, che lei non c'entra niente. La fattura, esatto, è di una gravità estrema, quindi secondo me essere ascoltata non verrà mai ascoltata. Sentiamo cosa dice l'onorevole Aliprandi, che si è un po' ripresa. Sì, è difficile però. E io non so se la mamma, la signora di paese... La sta ascoltando? Ecco. Allora signora, guardi, il gesto che lei ha fatto di tatuarsi sotto la pelle, dentro al corpo, il nome di suo figlio, la data, è emblematico di quanto una mamma sia pronta a dare la vita per il proprio figlio. Quindi io dico che la disgrazia più grande contro natura che possa succedere a una mamma assistere alla morte del proprio figlio. Per quanto riguarda la multa è una cosa, guardi, quando la burocrazia, perché la burocrazia se è insomma, che costituisce un attimo un calmiere tra quello che deve essere come posso, guardi, sono talmente agitata che guardi, prima avevo il cuore che batteva a 1000. Se la burocrazia è tutela delle leggi, delle cose, questo proprio esonda da ogni forma di buonsenso, non ce ne sono, comunque è stato trattato come un imbrattamento della strada e ancora di più questo accentua il dolore. Le istituzioni, signora, ci sono e se lei permette, guardi, oggi stesso alle 3 sono a Salgareda e se posso io vengo a paese, appena finisco a Salgareda, c'è il ricordo appunto della giornata internazionale, consegnerò le costituzioni perché i ragazzi diciottenni è giusto che conoscano la Costituzione italiana, verrò da lei e con tutto il rispetto che posso avere, oppure mi dica lei quando, io domani sarò impegnata tutto il giorno e domenica mattina torno a prendere il treno delle 5:35 da Mestre per andare a Roma, come è mio dovere. Comunque signora mi farò dare da Mirella il suo numero e la prossima settimana, quando lei desidera, io verrò e consegnerò personalmente nelle mani della Premier Meloni, che so quanto sia sensibile, mamma anche lei, il suo appello, che non è solo umano, è un appello alla giustizia. Io non entro nel merito naturalmente della pena inflitta al poliziotto, non è mio compito e ci sono altri livelli istituzionali che sovrintendono a questo, ma umanamente per quello che può contare. Io mi vergogno fino a dirglielo, guardi, io sono in trasmissione, mi vergogno fino a dirle che le sono vicina, umanamente vicina, e che sarà mio impegno, le ripeto, mio impegno, consegnare nelle mani del Presidente Meloni quanto Mirella mi dirà. Grazie. Coraggio signora e forza, perché l'altro figlio ha bisogno, ma la comunità ha bisogno, lei è un esempio. Grazie signora.
Grazie veramente onorevole anche da parte di tutta la grande famiglia di Rete Veneta, perché questo serve la trasmissione, unire questi famosi anelli per far sì che queste famiglie non si sentano sole, ma soprattutto quello che mi ha fatto veramente ieri far capire l'importanza delle famiglie, lo dicevo anche il questore, delle istituzioni, ci credono e questo credo va rispettato, certo. Come dice lei, questa telefonata deve arrivare a questa mamma, perché Davide non ce l'avrà più, ma non può sentirsi sola e abbandonata come ha dichiarato ieri davanti alle telecamere, con questo pianto irrefrenabile che non si riusciva a frenare, perché solo vedere questa foto di suo figlio era un dramma, però ci mettono la faccia, che ci fanno capire che dovete essere vicini, anche questa è politica, questa è etica, politica con l'etica, questo è importante. Allora andiamo a vedere invece l'intervista di Emanuela Giannetti proprio in fatto sulle donne, sulla violenza sulle donne, che abbiamo fatto proprio a Villa Margherita Inclusiva. Andiamo a sentire cosa dice Emanuela Giannetti proprio in fatto di violenza sulle donne. Buonasera, siamo qui a Villa Margherita a Treviso per una serata sulla violenza sulle donne con Mirella Tuzzato, presentatrice, e quindi sono intervenuti diversi personaggi importanti della città e una protagonista che ha raccontato quello che ha dovuto subire per circa 16-17 anni dal suo compagno, appunto violenza non solo fisica ma violenza psicologica, quindi annientamento lento della personalità e poi l'autoconvinzione di non valere nulla. Diciamo che in questo argomento se ne parla ancora poco. Se ne parla ancora poco, hai dichiarato Emanuela Giannetti. Cosa ne pensi? Oggi è il 25 novembre, cosa ne pensi? Prego. Allora, io intendevo se ne parla poco, nel senso che pochi fatti. Se ne parla tanto oggi, se ne è parlato tanto adesso purtroppo con la morte di Giulia, però fatti molto pochi. Io ho parlato con una ragazza, una donna che ha fatto denuncia e si sentiva, è andata proprio in questura e si è sentita poco capita. Quasi lei piangeva e il poliziotto guardava l'orologio, quindi ha detto io mi sono sentita abbandonata, sono andata nei centri e mi hanno detto che per qualche giorno avrei avuto tutto gratuito, compreso l'avvocato, questo è quello che mi ha riferito lei, e dopo 3 giorni avrei dovuto pagare, quindi bene che la Meloni adesso stanzi più soldi proprio per questi centri antiviolenza. E quello che posso dire, dunque, fino adesso, in questi giorni, in questa settimana, abbiamo parlato della morte di Giulia e del problema dei giovani. Allora, l'età media delle donne vittime di omicidio è pari a 55 anni per femminicidio, quindi parliamo di uomini che uccidono queste povere donne, uomini degli anni 70 nati nei fine anni 60, 70, 80. Ferma Emanuela, perché purtroppo il tempo è tiranno e devo sentire anche quei numeri che hai dato, cosa ne pensa l'onorevole Marchetti, perché siamo quasi in chiusura. Prego. Ecco, io vorrei sottolineare quanto appunto questo governo si sia impegnato proprio per potenziare l'istituto dell'ammonimento del questore, potenziare le modalità elettroniche di controllo degli indagati, esteso l'ambito di applicazione delle misure cautelari coercitive, potenziato l'istituto di sorveglianza speciale, la possibilità all'autorità di agire prontamente, protezione ai bambini con introduzione alla tutela della violenza assistita, formazione specifica degli operatori, pubblici ministeri specializzati, perché anche questo devono capire
L'indipendenza economica, ecco, anche questo è una cosa molto importante, che la donna abbia un'indipendenza economica dopo. Onorevole, ma poi queste cose si realizzeranno? Certo e questo è il grande problema, tra il dire e il fare, non ci sarà in mezzo il mare un'altra volta. Ma l'indipendenza economica, scusate se interrompo, l'indipendenza economica è giustissimo, però poi, e queste donne, la maggioranza comunque tante lavorano, però si sentono abbandonate, cioè nel momento in cui loro denunciano e poi si sentono abbandonate dalle istituzioni, hanno paura di tornare a casa. Perché le donne che denunciano spesso poi vengono uccise? Allora bisogna fare qualcosa di importante, esattamente quello che hai detto tu, Mirella. Tutte queste cose che sono state, che la Meloni e Fratelli d'Italia, eccetera, vogliono fare a favore di questo dramma che stiamo vivendo, cioè proteggere queste donne vittime di violenza, bisogna che venga fatto, altrimenti non serve a nulla. Cioè il fatto che noi parliamo non porterà alla protezione di queste donne. Manuela, devo chiudere, perciò devo dare la parola anche all'onorevole, ma sei stata chiarissima. Sì, una precoce valutazione del rischio è determinante, quindi la donna deve denunciare, non a caso, non per niente i tempi che intercorreranno tra la denuncia e l'effettiva protezione saranno limitatissimi. Questo è l'impegno che si prende. Benissimo. Però anche i familiari, ecco, le donne che si aprono, i familiari, anche i vicini, che siano consapevoli dell'importanza di questo buon rapporto di vicinato, perché è determinante. Viviamo in una comunità e, ripeto, tutti abbiamo il dovere di proteggerci l'uno con l'altro, quindi le donne assolutamente non devono sentirsi né abbandonate. E una cosa che io vorrei sottolineare, ne abbiamo già parlato, Mirella, il prelievo quasi della donna e dei figli dal contesto familiare, dalla vita abituale in cui vivono, dalla casa proprio in senso fisico, che vengono loro portate nei centri antiviolenza. Ma non dobbiamo più sopportare, onorevole, scusi ma devo correre, ecco anche questa artista, vediamo anche i quadri di Emanuela, facciamo vedere anche i quadri che stanno cercando di avvicinare la donna alla bellezza, ecco queste donne che fanno capire con i loro quadri, ecco, con le loro rappresentazioni, che la donna ha bisogno di bellezza, ha bisogno di colore, ha bisogno di innalzarsi anche con l'arte. Cosa ne dice? Guardi che belli. Guardi, l'arte e il bello è necessario sempre. Invece faccio un plauso veramente ai quadri che adesso riesco a vedere bene dell'artista, ma per quanto riguarda, e mi riaggancio anche al discorso che noi abbiamo tanta volontà e determinazione. Sabato scorso ero alla presentazione del calendario delle Amiche per la Pelle, quell'associazione che supporta a livello psicologico soprattutto, ecco, e quindi hanno avuto, si chiamano guerriere, quella capacità di non mettere da parte la loro femminilità e la loro bellezza, proprio per renderci forti nell'affrontare purtroppo le disgrazie e gli inconvenienti che capitano nella vita. E l'arte, come la musica, come tutte le possibili esternazioni di bellezza, supportano anche a livello istituzionale, sono un forte incipit affinché il giovedì scorso ero anche a proposito di disabilità, al supporto sia a livello di accoglienza negli alberghi, assicurare anche ai disabili, alle persone con disabilità, un posto nei concerti, nei teatri e nei cinema. Grazie, con gli grazie, veramente grazie, devo chiudere assolutamente, grazie all'onorevole Marina Marchetto Liprandi, grazie a Manuela Gianetti che inviterà di sicuro l'onorevole a vedere i suoi quadri alla prossima mostra. Grazie a voi, a questo punto facciamo le poesie di Mirella, grazie. E abbiamo iniziato una mattinata intensa, questa di sabato 25 novembre, con questa giornata molto intensa per ricordare
tutte le vittime, i femminicidi, queste donne che non ci sono più, queste bambine uccise per non si sa cosa, non si sa che. Ieri ho sentito un altro papà, uguale, identico a Giulia, a Gino, che anche lui, gli hanno ucciso l'unica figlia di 15 anni, morta anche la moglie poco fa, rimasto solo, disperato, perché c'era un altro Filippo. Ma quanti Filippi ci sono in giro? Uomini, datevi veramente da fare, ingranate la marcia e cercate di fermare questi Filippi, che ce ne sono veramente troppi. A questo punto leggerei 2 poesie, come tutti i sabati. Una riguarda la pace e una la dedico a tutte le donne che non ci sono più. Allora, primo inizio con questa poesia molto bella, scritta da Antonella Bontae, L'ogiva della pace. Non esistono musei testimoni di pace, solo musei colmi di reperti di guerra. Pax, pace, paix, pace, e il suo contrario bellum, war, guerre, guerra. Ogni lingua ha un nome per la concordia e la discordia. Shanti per l'induismo, Nirvana per il buddismo, As-Salam per l'Islam, Shalom per l'ebraismo. Ogni religione ha un nome per la pace. Le bombe di Hiroshima e Nagasaki, i lager, i gulag, suoni duri di ceppi diversi, uguali campi di annientamento di esseri umani. Tutto è delitto, la strage del Vajont solo per il profitto, il disastro di Fukushima, guerra al pianeta Terra. Gandhi con Ahimsa insegna la non violenza. Bob Dylan suona sulla melodia di voci di schiavi per bandire i proiettili fischianti. E John Lennon canta Giovani e pace. 86 miliardi di neuroni nel cervello e non c'è evoluzione della nostra specie. Non c'è memoria della mattanza universale, non c'è pace senza il bene, non è mai troppo tardi per la pace e per l'amore. Non esistono musei testimoni di pace, solo musei colmi di reperti di guerra. E adesso volevo leggere un'altra invece, come dicevo, dedicata a queste donne, di Ferdinanda Salvini, tratta dal libro La borsa gialla, che è stata anche nostra ospite. Pensieri sciolti. Nel buio mi sento bene, non ho mai avuto paura del buio. Nel buio mi sento sempre qualcuno vicino. Nella notte buia. Nella notte buia una giovane civetta si aggrappa con gli artigli a ramo più robusto. Non ha paura, è figlia della notte, un baccalà secco. Una bambina cerca il latte bianco, poi arriva l'alba. Il sole illumina il boschetto, le rose rosse d'amore, 2 boccioli bianchi si aprono al mondo e una scia di girasoli continua dalla morte alla vita. Ciao Giulia da parte di tutti noi e a tutte le Giulie che non ci sono più.